Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta un po' prima del solito perché vi dobbiamo raccontare una giornata importante per il Veneto, perché oggi saranno presentati alcuni progetti, soprattutto di matrice culturale, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Ci collegheremo fra qualche minuto con Palazzo Balbi per una conferenza stampa che vedrà la partecipazione del governatore del Veneto Luca Zaia, del ministro Franceschini e del presidente del CONI Giovanni Malagò. Ci sono importanti comunicazioni, ma ovviamente vi racconteremo questa giornata rigorosamente in diretta con i nostri inviati. Sul posto ci sono Ilaria Marchiori, Filippo Fois e Sandro Ponchio, perché bisogna guardare anche oltre la pandemia e le Olimpiadi sono ovviamente un buon motivo per farlo, però la pandemia è la vita, la fase che stiamo vivendo e non possiamo non partire dai dati di giornata e anche da quanto detto poco fa alla Camera dei Deputati da parte del Premier Mario Draghi. Ma partiamo dai dati di giornata del Veneto, perché è stato diffuso poco fa il bollettino di Azienda Zero con la Regione del Veneto. Siamo sui 3.677 nuovi casi nelle 24 ore, quindi continuiamo a navigare su una media di 4.000 nuovi casi al giorno. Questa ormai è la media regionale, questo è il trend di queste settimane. Come vedete, la provincia più colpita, più interessata ritorna quella di Padova con 801 casi, segue Vicenza poco meno di 800, 796, Treviso 672, Venezia 623, Verona 547 e ancora Belluno 90, Rovigo 117. Per il Polesine si tratta di un dato elevato rispetto alla media per l'appunto della provincia di Rovigo. Però come sapete dobbiamo guardare necessariamente i dati ospedalieri. I dati ospedalieri parlano di un aumento significativo dei ricoveri, perché siamo oltre i 1.000 posti letto occupati in area non critica, quindi parliamo di pneumologie, malattie infettive, reparti di medicina Covid e quant'altro. Quindi un dato questo che va attenzionato. Sono invece 144 i posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto. Possiamo guardare poi il delta, così è definito in termini tecnici, ormai lo sapete, dei decessi, e c'è un numero molto elevato perché sono 19 i decessi Covid nelle 24 ore registrati in Veneto. Forse vado a memoria, uno dei dati più elevati degli ultimi mesi. Questa la situazione in Veneto. Poi sentiremo anche da parte del governatore Zaia se ci sono delle novità di giornata. Si parlerà, come vi ho detto, di Olimpiadi, ma sicuramente ci sarà qualche riferimento all'attualità. Intanto vedete scorrere in sovrimpressione i dati del vaccino, delle vaccinazioni in Veneto, che continuano ad andare avanti anche in maniera considerevole, soprattutto per quanto riguarda la dose booster. Ma veniamo, adesso il contributo è pronto, a quanto detto poco fa a Roma alla Camera dei Deputati dal Premier Draghi. Come sapete, ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Sentiamo Draghi. L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron, dalle prime indagini molto più contagiosa di quelle finora prevalenti, ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in tutta Europa
Nell'ultima settimana all'interno dell'Unione Europea si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita. Il Governo ha deciso di rinnovare lo stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Invito tutti i cittadini a mantenere la massima cautela e a continuare a rispettare le regole che ci siamo dati. I dati di oggi descrivono però un quadro molto diverso da quello dell'anno scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297.000. 12 mesi fa erano 675.000. Questo il quadro tracciato da Draghi, che poi è ovviamente tornato anche sul tema della vaccinazione. Chi non si è vaccinato lo faccia presto, è essenziale per proteggere comunità ed economia. Ancora Draghi. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Questo miglioramento è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione. Nell'arco di un anno in Italia abbiamo vaccinato con 2 dosi quasi 46 milioni di persone e oltre 300 milioni in tutta l'Unione Europea. È una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la struttura del Commissario per l'emergenza, la Protezione Civile e tutti i cittadini. Questi i ringraziamenti del Premier alla macchina sanitaria e non solo a quella sanitaria, pure quella di protezione civile, perché come sappiamo benissimo il volontariato ha fatto la differenza, lo vediamo ogni giorno nei Covid point e nei Vax point del territorio. Ogni ULS ha adottato un proprio sistema e in tutti i territori volontari sono dispiegati dai volontari dell'ANA, i carabinieri in congedo, le varie ONLUS del territorio che si occupano per esempio di trasporto solidale, una realtà, delle realtà davvero variegate. Quindi Draghi che dice chi non si è vaccinato lo faccia presto, è essenziale proteggerci in vista del Natale. Ma Draghi non ha solo relazionato sul Covid questa mattina alla Camera, ma anche su un altro tema caldissimo di queste settimane natalizie. Parliamo del rincaro delle bollette che tutti noi ben conosciamo. Sulle bollette Draghi si è detto pronto a ulteriori fondi se i prezzi non dovessero stabilizzarsi. Sentiamolo. Nell'immediato la nostra priorità è limitare la volatilità dei prezzi dell'energia, che rischia di avere un impatto significativo sui bilanci delle famiglie e delle imprese. In particolare vogliamo proteggere le fasce più deboli della popolazione che risentono maggiormente di questi aumenti. Da giugno ad oggi il Governo ha stanziato più di 4 miliardi di euro per contenere l'incremento delle tariffe, 1,2 miliardi a giugno e più di 3 miliardi a settembre. Per l'anno prossimo abbiamo previsto di spendere altri 3,8 miliardi e siamo pronti ad aggiungere altre risorse se l'andamento dei prezzi non dovesse stabilizzarsi. Questa è la rassicurazione del Premier, accolta, come avete sentito, anche da qualche timido applauso. Timido perché notano le cronache di Palazzo, non erano presenti tantissimi parlamentari all'audizione del Premier, perché il Premier si trovava alla Camera, perché sta relazionando in vista del Consiglio
europeo che è previsto per i prossimi giorni. Come sapete è consuetudine per il Premier riferire prima alle Camere e poi appunto stabilire una linea nei tavoli bilaterali, multilaterali e in generale sui tavoli internazionali, e in questo caso appunto il tavolo è quello europeo. E ovviamente a livello europeo il tema principale è quello della vaccinazione, perché ce lo diciamo da giorni, l'Italia è tra i paesi in questo momento più fortunati, forse la fortuna qui c'entra ben poco, è una questione di organizzazione di vaccinazione tutto sommato massiccia sulla popolazione. Da altre parti in Europa non è così, e su questo si è concentrata questa mattina il Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sentiamola. Che noi tutti nel frattempo stiamo pagando per il tasso di vaccinazioni basso è enorme, lo pagano le persone, lo pagano noi, lo pagano i cittadini, lo paga l'economia, lo paga i sistemi sanitari, ma soprattutto gli anziani, che queste feste natalizie non potranno nuovamente vedere i loro figli e nipoti, e i bambini che non potranno tornare nelle aule scolastiche, quindi perdono tempo di vita, tempo didattico, tempo a scuola, per cui è fondamentale vaccinare tutti in modo da poter superare finalmente questa pandemia. Vaccinare tutti, dice Ursula von der Leyen, nei giorni in cui l'Europa comunque si muove in maniera tutto sommato sparsa, in ordine sparso. Tra l'altro Europa che nelle scorse ore si è rivolta anche con irritazione al governo italiano. Perché? Perché ieri il Ministro della Salute Speranza con un'ordinanza ha stabilito che si può entrare in Italia solo con tampone e, per chi non è vaccinato, con quarantena. Bruxelles ha chiesto al governo di riferire, perché come sapete ci sarebbero già delle regole europee, quindi c'è irritazione, così si legge nelle cronache nei confronti dell'Italia, ma questa è la situazione. Appunto in altri paesi d'Europa il lockdown è di nuovo realtà, ci sono restrizioni forti dalla Germania all'Austria, e ovviamente c'è il caso aperto della Gran Bretagna, dove Omicron diventerà probabilmente predominante già nelle prossime settimane. Tra l'altro oggi in Italia, sempre a proposito di vaccinazioni, scatta l'obbligo vaccinale per diverse categorie, l'obbligo vaccinale per il mondo della scuola, quindi per tutto il personale scolastico, del soccorso pubblico, delle forze dell'ordine, militari e agenti di polizia locale, penitenziaria, servizi segreti. Oggi, oltre all'appuntamento per il Vax Day per i bambini tra i 5 e gli 11 anni da domani, è il giorno appunto di questo obbligo vaccinale che coinvolge ben 2 milioni di persone. Tra loro la percentuale di adesione alla campagna è molto alta, superiore alla media nazionale. Tuttavia il numero dei Novax duri e puri, gli irriducibili, non è trascurabile, specie se si considera che si tratta di lavoratori che per l'appunto svolgono servizi essenziali. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha annunciato un continuo monitoraggio sugli operatori che hanno adempiuto all'obbligo. Prima non era consentito per la privacy, oggi è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Ad esempio, a metà novembre su 97.000 poliziotti, questo a livello nazionale, c'erano 7.000 non vaccinati. Il numero si è quasi dimezzato nell'ultimo mese a 4.000 su 37.000 agenti di
polizia penitenziaria, secondo fonti sindacali i non vaccinati sono circa 1 migliaio, ma anche qui lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo già nelle prossime ore per capire proprio quali sono le ripercussioni anche a livello organizzativo nelle scuole e nei servizi di ordine pubblico. Ovviamente siamo in contatto con i dirigenti scolastici del territorio, con gli uffici dell'ufficio scolastico delle varie province del Veneto e l'ufficio scolastico regionale. La partita, come ben capirete, è importante perché già il personale in alcuni casi è ridotto all'osso. Se poi ci sono anche delle defezioni da parte di soggetti non vaccinati, diciamo che la situazione può solo che peggiorare. C'è poi la cronaca che, come sempre succede in questo periodo, si fonde con i temi del Covid, con un'operazione a livello nazionale della Polizia Postale che sta coinvolgendo anche il Veneto. Polizia Postale che ha effettuato perquisizioni in tutta Italia nei confronti di un gruppo criminale specializzato nella commercializzazione di Green Pass falsi, in grado di superare i controlli delle varie applicazioni. La struttura era in grado di generare il certificato, pensato, utilizzando le credenziali di accesso sottratte alle farmacie. Sono stati così aggirati i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Calabria e per l'appunto anche il Veneto. L'operazione scaturisce dalle indagini della Procura di Napoli con la Polizia Postale, che ha eseguito proprio in queste ore 40 perquisizioni locali e 67 sequestri preventivi. Siamo anche in attesa di capire quali sono i numeri per il Veneto. Diciamo che la tecnica di truffa questa volta si è ulteriormente affinata rispetto alle precedenti operazioni, perché i truffatori di fatto avevano carpito le credenziali con il cosiddetto phishing tramite email che simulavano quelle istituzionali del sistema sanitario. Di fatto questi truffatori sono entrati in alcuni casi proprio nei sistemi, all'interno dei sistemi informatici delle farmacie. Quindi l'ennesimo giro di vite della Polizia Postale su questo fenomeno, che arriva a pochi giorni da un'operazione analoga della Guardia di Finanza e che, come sempre, viaggia in rete, perché ormai abbiamo capito che soprattutto una certa galassia del mondo Novax gravita per l'appunto sul web e su alcuni social, in particolare come Telegram. In questi giorni ve lo abbiamo raccontato più e più volte. Siamo sempre in attesa di collegarci con Venezia, perché fra poco partirà la conferenza stampa del governatore del Veneto Luca Zaia. Ecco, vedo che Ponchio, il nostro Sandro Ponchio, si sta posizionando, anzi si è già posizionato. Ci dovrebbe essere anche Ilaria Marchiori con Filippo Fois. Fra poco vedrete il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il ministro alla cultura Dario Franceschini, il numero 1 dello sport italiano Giovanni Malagò, presidente del CONI. Illustreranno il programma culturale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È l'appuntamento degli appuntamenti, è una sfida per il Veneto, soprattutto per le terre alte, per la montagna bellunese, ma come sapete sarà un evento diffuso che coinvolgerà per esempio anche l'Arena di Verona nella sua manifestazione, nell'evento di chiusura delle Olimpiadi. Tra l'altro, Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che sono davvero dietro l'angolo, perché di fatto parliamo di 4 anni scarsi, e questo lo ha ribadito proprio nelle scorse ore lo stesso Malagò in un intervento sulla
sul giornale La Repubblica, dicendo espressamente che sono stati persi diversi mesi anche a causa della pandemia e che bisogna accelerare. Abbiamo vinto la candidatura a giugno 2019, ma oggi siamo a dicembre 2021, ha detto Malagò, e un anno prima dell'evento siamo obbligati contrattualmente a fare i test event, ovvero le gare negli impianti delle gare olimpiche per vedere se tutto è a posto. Quindi lo stress test, diciamo così, è previsto un anno prima rispetto all'evento olimpico, e questo non è un affare da poco, calcolando che molte opere devono ancora essere realizzate o comunque ristrutturate in vista dell'evento. Qui vediamo le immagini promozionali di Milano Cortina 2026. È chiaro che il nodo non è soltanto quello delle piste o comunque delle strutture sportive, ma anche quello delle infrastrutture. Pensiamo soltanto a cosa significhi per la provincia di Belluno, dove sono in ballo la variante di Longarone e quella di Cortina, opere per quasi un miliardo di euro che in qualche modo stanno arrivando a conclusione del progetto definitivo, ma che di fatto non sono partite, nella preoccupazione generale anche degli amministratori del territorio. Una cosa è certa, bisognerà correre, e gli enti locali e non solo si stanno, diciamo così, già giocando la loro Olimpiade proprio in questi mesi, in questi anni, perché per l'appunto bisogna fare in fretta. La società delle infrastrutture per Milano Cortina 2026, che è stata istituita qualche settimana fa e quindi è entrata nella sua operatività da pochissimo, però diciamo che le risorse questa volta ci sono, e sono anche tante. Buona parte di questa è stata ricollegata alla partita del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Chiedo alla regia se ci sono dei cenni da parte di Venezia, se per caso Ilaria Marchiori è arrivata. Sentiamo. Per ora non è ancora arrivata, anche perché tra l'altro c'è da dire ci sono delle procedure molto stringenti per quanto riguarda le normative anti-Covid, quindi da quello che ci ha dato sapere tutti i soggetti che stanno partecipando e che parteciperanno a questo tavolo sono in questi minuti sottoposti a tampone, perché massima ovviamente deve essere la sicurezza. Tra l'altro numero di partecipanti a questo tavolo che è già stato contingentato e non di poco. Allora io vi darei ancora qualche altra notizia di cronaca in attesa di collegarci con Venezia. Una in particolare arriva da Verona, dove è stata una notte di allerta, di allarme per una fuga di gas in centro poco prima della mezzanotte. La polizia locale ha chiuso al transito la zona di Ponte Navi nel centro della città scaligera per una fuoriuscita di metano dalla rete di distribuzione. Sul posto i tecnici di Megareti e i vigili del fuoco. Questa un'immagine fatta sul posto. Tutta l'area è stata interdetta al traffico veicolare e ai pedoni per tutta la notte. Deviato sulla circonvallazione esterna il traffico. Solo intorno alle 7:30 di questa mattina, dopo la completa riparazione del guasto alla tubatura del gas da parte dei tecnici, la circolazione è tornata alla normalità con la riapertura di San Fermo e Ponte Navi. L'amministrazione comunale fa sapere che restano alcuni metri di strada da asfaltare davanti alla chiesa di San Fermo, ma che il cantiere non impedisce il transito di bus e auto. E sappiamo ovviamente quanto sia in questi giorni all'ordine delle cronache questo fenomeno, ecco, delle fughe di gas. Proprio questa mattina il Premier Draghi alla Camera ha ricordato le 9 vittime di Ravanusa in Sicilia, tra queste anche una donna incinta che doveva partorire proprio in questi giorni. Allora facciamo così, siccome a Venezia i tempi si stanno un po' dilungando, andiamo in pubblicità e noi ci vediamo fra pochissimo.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questa giornata veneziana. Vedo che finalmente la situazione si sta un po' popolando, perché appunto oggi la presentazione del programma culturale e non solo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, ma do subito la linea, la vedo collegata e pronta con Sandro Ponchio alla nostra Ilaria Marchioli. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sala stampa di Palazzo Grandi Stazioni, dove appunto sta per iniziare a breve il grande viaggio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, che fa tappa a Venezia per presentare tutte le iniziative culturali che poi ci saranno. La conferenza doveva iniziare verso le 12, ma ci sono stati alcuni ritardi perché si è voluto effettuare il tampone a tutti i partecipanti della conferenza, compreso proprio anche il presidente Luca Zaia, il ministro della cultura Dario Franceschini, che terrà la conferenza, il presidente del CONI e della Fondazione di Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, e anche il CEO della Fondazione Vincenzo Novari, e così anche tutti presenti, compresa la stampa, proprio per essere tutti sicuri che non ci siano appunto delle persone positive al Covid. Allora tra poco dovrebbe proprio iniziare. Nel frattempo la sala si sta appunto popolando, per cui dovremmo esserci. Importante ricordare anche quanto è stato dichiarato proprio dal presidente del CONI Malagò solo ieri sera, dunque qualche ora fa, per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La grande scommessa, ha detto, sarà quella di avvicinare il più possibile le distanze di Milano con Bormio di Venezia e con Cortina, ha detto Malagò. La nostra Olimpiade, e questa forse è l'affermazione fatta dal presidente del CONI che più è balzata all'occhio, perché ha lasciato insomma anche ben sperare quanto accadrà nei prossimi anni, nei prossimi mesi. A livello di infrastrutture la grande scommessa sarà quella di avvicinare proprio il più possibile le distanze. La nostra Olimpiade sarà quella a più basso costo di sempre, e questa non è una cosa da poco, soprattutto visto il difficile periodo che si sta fronteggiando anche a livello economico, non solo nel nostro paese. Ecco, la conferenza sta iniziando, è appena entrato il governatore del Veneto Luca Zaia, quindi possiamo lasciarvi all'inizio della conferenza stampa il grande viaggio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno a tutti. Io sono Andrea Monti, mi occupo di comunicazione per la Fondazione Milano Cortina 2026. Come credo tutti voi sapete, il motto del CIO si compone di 5 semplici parole: A Better World Through Sport, un mondo migliore attraverso lo sport. Quindi l'idea che lo sport contribuisca positivamente alla vita delle persone, concretamente alla vita delle persone, sta al centro del messaggio culturale delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e sta al centro della proposta culturale della sfida di Milano Cortina e della sfida delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali italiane. Quest'oggi per noi è un passaggio molto importante. Parliamo di cultura dello sport e di cultura oltre lo sport. Presentiamo un protocollo d'intesa, ripeto, per noi importantissimo, con il Ministero della Cultura, e presentiamo 6 progetti concreti che accompagneranno la Fondazione nella strada verso i Giochi, nella Road to the Games fino al 26, e ne rappresenteranno anche un'eredità tangibile e concreta.
Ringrazio i colleghi che sono qua in presenza e quelli collegati all'esterno. Questa conferenza stampa durerà 3/4 d'ora perché c'è un vincolo alle ore 13 di terminarla. Prego i colleghi che sono in remoto di utilizzare la chat per sottoporre le loro domande. Alla fine della conferenza firmeremo il protocollo, prima ci sarà un momento dedicato alle domande. Ringrazio tutti i colleghi, ringrazio anche e soprattutto i nostri relatori, il Ministro Dario Franceschini, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il nostro amministratore delegato Vincenzo Novari. Passo la parola senza ulteriori indugi al Governatore Zaia. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto un benvenuto al Ministro Franceschini, al Presidente Malagò e al Dottor Novari in qualità di amministratore delegato della Fondazione. Mi permetto anche di salutare i nostri rappresentanti in seno alla Fondazione, che sono l'Avvocato Lillo, che è qui presente, il Professor Andrea Giovannardi e il Dottor Andrea Martin, e rispettivamente i primi due consiglieri di amministrazione, il Dottor Martin, Presidente del Collegio Sindacale. Io volevo ringraziare per aver scelto questa location per lanciare questo accordo che parla di eventi culturali legati alla partita di Milano Cortina. Voi sapete che da questa ragione è nata questa idea di candidatura, forse un po' folle, secondo qualcuno all'inizio, di candidare Cortina. Malagò ogni volta mi sorride e mi dice ma sì, effettivamente sembrava un po' folle, però alla fine ci siamo riusciti, facciamo parte di questa magnifica avventura che si sta via via concretizzando. E devo dire che anche con l'accordo di oggi si va ancora più completando quello che, come dico io, quando chiesero a Michelangelo, il ministro Franceschini, come avesse fatto a fare la Pietà, lui disse: ho tolto tutto il marmo in più. Quindi a noi hanno dato questo blocco, adesso noi cerchiamo di togliere tutto il marmo in più. C'è molto fermento nei territori, soprattutto per quel che ci riguarda Cortina, l'area dolomitica. Ringrazio anche i nostri compagni di viaggio che non sono qui, Attilio Fontana, Arno Compacer, Beppe Sala e Maurizio Fugatti, ma poi so che ci saranno delle iniziative anche nei loro rispettivi territori. E do solo un piccolo aggiornamento: siamo assolutamente sul pezzo rispetto alle infrastrutture. È stata costituita la società infrastrutture, sono finanziate opere importanti quali la variante di Longarone per quasi 300 milioni di euro, la variante di Cortina per altri 300 milioni di euro. Si sta lavorando sul fronte delle venue sportive. Stiamo ovviamente portando avanti tutto un master plan di investimenti rispetto a tutta la nostra area dolomitica, e direi che la partita più importante che discuteremo nelle prossime giornate, direi, perché è occasione per discuterne già il 21 di dicembre alla presenza del Presidente della Federazione Feriani, è la partita del Bob. Quindi anche sul Bob si sta andando avanti con la progettazione e quindi con la realizzazione. Voglio ricordare che la partita del Bob è partita cruciale, visto e considerato che abbiamo un sito devastato, abbandonato, inquinante, da bonificare, che vedrebbe comunque impiegate molte risorse, almeno 10 milioni di euro. Abbiamo comunque come base del nostro dossier il Bob, ed è stato esattamente lo stesso dossier che poi è stato premiato a Losanna, per cui assolutamente in linea con tutto questo. Qualcuno si concentra sulla punta del dito, qualcun altro guarda la luna. Ecco, chi si concentra sulla punta del dito guarda i conti del Bob, magari anche non conoscendoli. Chi guarda la luna capisce che le Olimpiadi, proprio in questo pacchetto generale, portano non solo visibilità, portano PIL, valore aggiunto ai territori e al paese intero, perché poi ci sono 3 università che si sono ovviamente messe a disposizione per fare queste valutazioni, e ne viene fuori insomma che il game delle Olimpiadi non è un game irrilevante anche dal punto di vista del PIL. Grazie. Grazie. Grazie al Governatore, e la palla passa al Presidente Malagò. Tutti. Diciamo che era qualche settimana che dovevamo trovare una data che fosse disponibile nelle agende per un argomento che ci sta molto a cuore, che
questa iniziativa. Ringrazio anch'io ovviamente il padrone di casa, il governatore Luca Zaia, il ministro che sicuramente con la sua presenza e anche col suo apporto fattivo ha dato, secondo me, oggi con questo protocollo un formidabile valore aggiunto a tutta l'organizzazione della Fondazione di Milano Cortina e al lavoro fatto dall'amministratore delegato Vincenzo Novari. Un abbraccio a tre, devo dire, eccellenti compagni di viaggio, l'amico Gionardi, la dottoressa Lillo e il presidente Martin, che sicuramente sono tre persone che tutelano al meglio sia gli interessi del territorio come designazione, ma anche e soprattutto gli interessi generali del progetto olimpico. Cosa mi sento di dire, quantomeno almeno di interessante e di importante per gli amici dei media, della stampa? Noi quando ci siamo candidati dovevamo cucinare un piatto con gli ingredienti che avevamo a disposizione. Il governatore e il presidente Zaia ha detto un'idea un po' folle, è nato tutto cercando di fare di necessità virtù, e in particolare se voi andate a rivedervi quel meraviglioso filmato che ha avuto secondo me una percentuale neanche marginale emotivamente, ma poi elettoralmente, voi verificherete che noi già all'epoca abbiamo dato una grandissima incidenza, un grandissimo spazio a quello di cui oggi andiamo a parlare. Cioè in epoche non sospette noi volevamo investire, capitalizzare, ricordare, sì, che ci sono le Olimpiadi, ci sono le Dolomiti, c'è il Duomo di Milano, c'è una grande storia, ma anche e soprattutto si voleva integrare alla manifestazione sportiva quello che sono le eccellenze del nostro Paese. Ecco questo ideale matrimonio che oggi noi andiamo qui a sottoscrivere. Ne parlerà nel dettaglio l'amministratore delegato, però noi, credetemi, anche con i nostri competitor svedesi, abbiamo messo in campo, se voi andate a vedere, oggi parliamo di moda, c'era un'iniziativa che riguardava Armani, ma avremmo potuto mettere altri testimonial nel caso di Armani perché da sempre è il partner tecnico del Comitato Olimpico. Abbiamo parlato ovviamente dei nostri musei e c'erano dei riferimenti significativi. Abbiamo visto chiaramente tutte le dinamiche che riguardavano gli aspetti culturali a 360 gradi del Paese. Questo è un attimo quello che è una sinergia che in ogni bid, in ogni candidatura che noi facciamo a livello internazionale, noi mettiamo sul campo. Ed è quello che interessa chi ci vota. Il motivo, per certi versi, è perché mettetevi anche nei panni nostri. Quando uno va, fai conto, senza mancare di rispetto a nessuno, a Pyeongchang, non so chi di voi sa, c'è stato, Pyeongchang, non Corea del Nord, quello con la G, anziché con la C, che sta a 2000 metri e a 4 ore di strada dalla capitale della Corea, di Seoul. E quando è finito la gara, che a un certo momento finiscono, e tu ti poni il problema, oggi cosa faccio? E questo vale per te che sei un membro del CIO, per te che sei un presidente della Federazione Internazionale, per te che rappresenti i tecnici, gli atleti, per gli sponsor, per la vostra categoria. Ed ecco questa formidabile appunto opportunità che noi inseriamo. E ce l'abbiamo solo noi. Siamo fortunati, fa parte ovviamente del percorso della storia e di tutto quello che ci ha accompagnato nei secoli precedenti, e oggi questo documento mette nero su bianco questo aspetto. Sarà un'Olimpiade diversa per come l'abbiamo immaginata, con una capacità di allargare i territori, ma non perché questo è un esercizio di divertimento da parte degli stakeholders, perché in alternativa avremmo avuto necessità di un budget completamente diverso, avremmo dovuto concentrare in zone più limitate, e questo avrebbe implicato, e ha fatto benissimo il presidente Zaia a sottolineare la vicenda della pista da bob, che alla fine delle Olimpiadi, essendo così a quel punto obbligatorio questa concentrazione, ci sarebbe stato un problema supplementare di cosa si sarebbero fatti degli impianti se sarebbero stati così circoscritti a un solo paese, a una sola città. E questa, consentitemi, è un Italian case.
nella storia delle Olimpiadi. Se voi andate a vedere chi ha vinto la candidatura per il 2032, sì, c'è una città che fa riferimento, che è Brisbane, ma in realtà è un territorio di qualche migliaio di chilometri, che è la Gold Coast, che praticamente ha vinto l'opportunità di ospitare i Giochi Olimpici dopo l'edizione di Los Angeles. Noi siamo fieri anche di aver dimostrato quello che ieri Vincenzo Novari ha sottolineato molto bene nella conferenza alla Regione Lombardia, la sostenibilità. E si comincia logicamente nell'utilizzare o nel recuperare quello che ci avevamo, e se non ci sarebbero state le Olimpiadi oggettivamente non ci sarebbe mai stata la possibilità di farlo. Auguri a tutti, buon Natale, viva lo sport e viva l'Italia, grazie. Scusa, se posso, una grave dimenticanza. Saluto l'assessore Alverà e il compagno di viaggio Ghedina, che prima ho dimenticato, mi è venuto in mente quando ho visto l'assessore, quindi grazie di essere qui. Sì, Ghedina, ma ci ho parlato poco fa, si scusa che non è potuto perché stamattina ha avuto un tampone salivale, positivo, e spera nel responso invece del negativo del molecolare. Questa è la situazione. Questa è una notizia che i colleghi devono trattare invece con la dovuta cautela per la privacy, perché c'è anche quello. Prima di dare la parola al nostro amministratore delegato Vincenzo Novari, che vi racconterà i cinque progetti culturali della Fondazione, volevo farvi vedere un video che rapidamente vi dà il senso di quello che è il progetto di Milano Cortina 2026. Prego la regia di... Lo sport cambia il mondo, perché prima cambia le persone. Migliora il nostro corpo e apre la nostra mente. Ci aiuta a crescere. Ci insegna ad affrontare e superare i nostri limiti. Per noi questo è lo sport e con questa visione vogliamo celebrare la storia delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Un meraviglioso palcoscenico che si affaccerà su un pubblico di 3 miliardi di persone. L'Italia, le sue terre alte, una grande vetrina sul mondo. Un paese che mostrerà al mondo intero le sue eccellenze, la sua bellezza, il suo genio e la sua creatività, ma anche l'altro volto del suo talento, l'efficienza, la puntualità, l'innovazione, la capacità di organizzare un evento globale in modo impeccabile. Queste Olimpiadi e Paralimpiadi sono dedicate a una nuova generazione che dobbiamo ispirare con valori forti e preziosi. Sostenibilità sarà la parola d'ordine dei nostri giochi e sarà economica, ambientale e sociale. Anche perché Milano Cortina 2026 non sarà solo Milano, solo Cortina o solo 2026. Saranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi di tutti e lo saranno da subito. La sfida è alta, il premio è l'oro. Questa è l'Italia, un paese capace di fare innamorare il mondo. Vincenzo Novari. Grazie a tutti. Allora, a me il compito di presentarvi rapidissimamente le iniziative che abbiamo varato come Fondazione Milano Cortina. Permettetemi però prima ovviamente di ringraziare il padrone di casa, quindi il governatore Luca Zaia. Vorrei ringraziare anche Maurizio Gasparin, che ci è sempre stato di grande aiuto, e i nostri consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Alverà e il Ministro Franceschini e il nostro Presidente. Vi porto all'interno di quello che è un programma culturale estremamente ampio. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno cultura, saranno i valori. Noi abbiamo messo 5 valori al centro del nostro progetto. Il valore numero 1, l'avete visto, è la sostenibilità, ma la cultura è veramente il pilastro centrale, perché siamo profondamente convinti, come diceva Andrea Monti, che
lo sport è uno dei pochi valori che può migliorare il mondo. Nel nostro progetto, come vedete, ci sono una serie di iniziative che saranno diffuse su tutto il territorio nazionale, ma che ovviamente avranno un occhio di riguardo per i territori olimpici e che noi andremo a presentare insieme alle istituzioni nei territori. Quindi oggi siamo con il Ministro Franceschini ospiti della Regione Veneto. La prossima presentazione la faremo a Milano su un grande progetto e poi la faremo in una città della Lombardia che presenterà l'ultimo grande pacchetto di iniziative del nostro progetto di Milano Cortina 2020-26. Vedete che ci sono all'interno del nostro progetto culturale due milestone, due concetti chiavi. Il primo sono i giochi per tutti. Questi giochi devono essere fortemente inclusivi. Noi operiamo su 22.000 km² con tutte le complessità logistiche del caso, ma dobbiamo abbracciare tutto il paese e poi un occhio di riguardo ai giovani, perché queste saranno le Olimpiadi dei millennials, saranno le Olimpiadi che vedranno protagonista una nuova generazione che è quella che è destinata a prendere l'eredità di questo paese. Vediamo subito quali sono le iniziative nel dettaglio e partirei dall'iniziativa che si presenterà per prima ed è l'inno di Milano Cortina 2026. Insieme al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Università e della Ricerca abbiamo lanciato una grande gara che ha abbracciato due realtà completamente diverse, i conservatori italiani e le bande di paese, quindi abbiamo cercato di unire l'anima più alta della musica nel nostro paese e l'anima più popolare. Abbiamo lanciato una gara che si è chiusa proprio nei giorni scorsi, hanno risposto numerosi conservatori, andremo a selezionare 2 brani e questi 2 brani, seguendo il protocollo che avevamo firmato con la RAI l'anno scorso e che ha visto protagonisti già l'anno scorso i Giochi di Milano Cortina nella finale di Sanremo, quest'anno presenterà questi 2 brani che verranno poi valutati da tutto il pubblico italiano. Avremo un direttore artistico d'eccezione. Il direttore artistico è una persona che è molto conosciuta all'interno ovviamente del festival, il maestro Vessicchio è un grande musicista ed è un musicista che riesce a contemperare l'anima pop e l'anima invece più tradizionale della nostra musica in Italia. Passiamo alle altre iniziative. Abbracceremo il mondo dell'audio-video, quindi lanceremo con Milano Cortina 2026 un grande contest di corti. Questo grande contest ovviamente toccherà 2 temi centrali, le terre alte e gli sport. Inviteremo tutti i videomaker, tutti i ragazzi che vogliono esprimere la loro creatività e avremo una grande occasione perché le 3 edizioni di questo contest che noi lanceremo verranno poi premiate all'interno della più grande manifestazione cinematografica che abbiamo in Italia, che è il Festival di Venezia. Vedremo ovviamente le modalità con cui questo avverrà, però è bello che si parli di sport e che si parli di montagna con qualsiasi strumento. Passiamo alle arti grafiche, quindi il progetto del poster contest è, sapete, al centro di tutte le Olimpiadi, di tutte le Paralimpiadi, c'è un poster che diventa l'icona dei giochi. Noi cercheremo di attivare tutti i più grandi designer, tutti i più grandi grafici, non solo in Italia, per far sì che i valori che noi proponiamo vengano interpretati nella maniera più creativa. Raccoglieremo questi poster che arriveranno sia dall'estero che dall'Italia, faremo una grande mostra e premieremo poi a fine del percorso, prima che inizino i giochi, quello che sarà il poster ufficiale di Milano Cortina 2026.
Non scordiamo una delle forme artistiche più importanti, che sono i teatri. I teatri, come sappiamo, hanno sofferto moltissimo durante questi 2 anni. Noi abbiamo pensato a loro, abbiamo pensato alle compagnie teatrali, alle piccole compagnie teatrali, quindi proporremo anche qui stimoleremo una gara tra di loro, chiederemo alle compagnie di proporre un soggetto, sempre che parli di sport o di terre alte, e coprodurremo queste produzioni teatrali portandole poi in giro nei teatri del Veneto, della Lombardia, di Trento, di Bolzano, e ovviamente proporremo le migliori opere. Chiudo con forse il programma più importante. Il programma più importante è quello che dà il label, e cioè dà il patrocinio della Fondazione Milano Cortina. Si chiama Heritage Program, ovviamente in coordinamento col Ministero della Cultura. L'Heritage Program è quello che vedrà una commissione che verrà composta, che tra le altre è uno dei temi del protocollo che andiamo a firmare, composta dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Milano Cortina. Questa commissione riceverà le proposte di qualsiasi iniziativa culturale venga proposta a noi e dopo una valutazione darà il suo patrocinio sia in forma di labeling che in forma di contribuzione. Verrà stanziato un budget e questo attiverà un fermento culturale in qualsiasi tipo di disciplina che, attenzione, è stato la grande fortuna di Londra e Vancouver. Pensate che a Londra ci sono stati più di 10.000 progetti che sono stati in qualche maniera imprinted, che hanno ricevuto il patrocinio della fondazione all'epoca del comitato organizzatore di Londra. Quindi questo Heritage Program, abbiamo detto, coinvolge l'intero settore culturale italiano, avrà un regolamento che andremo a definire nel corso di questi mesi ed è ovviamente il cuore di tutto il nostro progetto culturale, perché noi dobbiamo attivare cultura, dobbiamo attivare sport, e il fatto che un progetto come i nostri giochi, che ha la rilevanza che abbiamo visto, 3 miliardi di spettatori, avremo 200 broadcaster, 3.500 giornalisti, è un grande palcoscenico che è un unicum nei prossimi 15 anni del Paese. È un'occasione che non ci possiamo far scappare ed è esattamente quello che diceva il Presidente Zaia, è il modo per far sì di mettere al centro i nostri territori, le nostre regioni e farli diventare e farli riguadagnare quel posto che devono avere nell'attenzione mondiale. Vi ringrazio e ripasso la parola ad Andrea. Ringrazio Vincenzo per... C'è una disinfezione? Via. Anche per la capacità di sintesi. C'è un sesto punto che il protocollo che andiamo a firmare con il Ministero aggiunge, ed è l'idea di garantire durante il periodo olimpico, a cominciare dai territori olimpici che sono i primi da valorizzare, un ingresso agevolato, addirittura aperto, ai musei, ai parchi archeologici, ovviamente situati soprattutto negli ambiti delle manifestazioni olimpiche e paralimpiche. Sarà il Ministero che individuerà insieme alle regioni e agli enti locali i percorsi culturali dei territori interessati alle gare e a quelli limitrofi, coinvolgendo nei siti in questa iniziativa sia l'UNESCO che i luoghi della cultura presenti nel nostro Paese e che vanno valorizzati. Con questo lascio la parola al Ministro Franceschini, che tra l'altro è un grande sportivo e che per la prima volta ci racconta un po' la sua visione di questa sfida olimpica e paralimpica italiana. Grazie davvero, intanto grazie a voi e a Vincenzo Novari per il lavoro che sta facendo, a Luca Zaia, Giovanni Malagò. È veramente un lavoro di squadra di cui l'Italia ha bisogno. Io in questi anni di esperienza da Ministro della Cultura
ho sempre verificato quello che immaginavo, ma l'ho verificato negli incontri bilaterali, negli incontri di vertice, a cominciare dall'ultimo G20 Cultura che abbiamo tenuto a Roma. All'Italia viene riconosciuto un ruolo di leadership nel settore culturale a livello internazionale e soprattutto tutte le persone che pensano all'Italia o che comprano italiano pensano alla bellezza, alla storia, all'arte e alla cultura e anche la forza straordinaria che ci rende competitivi in tutti i settori. Chi vende un prodotto italiano all'estero, anche quello che apparentemente è il più lontano dalla cultura, in realtà trasmette a chi lo acquista l'idea che dietro quel prodotto c'è tutta la storia, l'arte, la cultura, la bellezza italiana. Chi viene in Italia per altre ragioni, che siano ragioni di affari, che siano ragioni di altri tipi di turismo, il turismo balneare, il turismo legato allo sport, il turismo legato alla salute, trova un'occasione di competitività in più per noi proprio nel rapporto con il patrimonio culturale. Molti altri paesi sono competitivi in tanti settori, penso al turismo balneare. Una volta eravamo da soli, poi siamo stati in compagnia di pochi competitor, poi la competizione globale è cresciuta e crescerà enormemente perché ci sono infinite località di turismo balneare bellissime nel mondo, ma nessuna è in grado di offrire quello che possiamo offrire noi, cioè l'integrazione con un patrimonio culturale materiale, patrimonio e immateriale, eventi, musica, teatro, cinema, che possiamo offrire noi a pochi chilometri o pochi metri di distanza. Questa è la grande forza, per questo questa idea, che è partita da un'idea di Vincenzo Novari, che ringrazio, su cui abbiamo lavorato subito, che si conclude nella primissima tappa oggi con la firma di questo protocollo, lavora proprio sull'integrazione, questo lungo percorso che ci porterà alle Olimpiadi e evidentemente le settimane di svolgimento dovranno essere accompagnate da un'integrazione totale tra l'offerta culturale dei territori coinvolti dalle Olimpiadi, ma anche di tutta un'area geografica del Paese che è enorme, e io credo di tutto il Paese, per offrire un'occasione di venire in più, un'occasione di scoprire l'Italia in più, un'occasione di apprezzare l'Italia in più. Il turismo che funziona oggi è un turismo esperienziale, non basta vedere, come era una volta, il turista cerca di immergersi in un'esperienza autentica, di conoscere, di approfondire. E l'Italia può offrire degli spazi enormi da questo punto di vista, quindi ai 6 punti che abbiamo visto oggi, il 6° punto l'abbiamo integrato perché abbiamo avuto qualche esperienza anche in passato con il mondiale di rugby, abbiamo fatto l'esperienza dei musei gratuiti, sembrava un po' azzardato, invece abbiamo avuto dei numeri importantissimi, dimostrazione che i tifosi che sono venuti da tutto il mondo sono anche andati a vedersi un museo. E quindi si portano un pezzo di più d'Italia dentro nella loro esperienza di vita e un'occasione in più per ritornare. Quindi credo che avremo molto da lavorare. Partendo da questo protocollo potremo sviluppare insieme a tutti i livelli istituzionali, perché l'offerta culturale non passa attraverso lo Stato soltanto, passa attraverso le regioni, passa soprattutto attraverso i comuni. Insomma, io credo che potremo costruire, aggiungere all'offerta tradizionale, che già è enorme, della parte di territorio che riguarda le Olimpiadi Milano-Cortina, anche una serie di eventi straordinari che ne integreranno la capacità di attrazione e il ricordo indimenticabile. Grazie. Ringraziamo il Ministro, cerchiamo di tenere i tempi brevi che ci siamo imposti all'inizio. Ricordo ai colleghi che volessero intervenire da remoto, ma anche a quelli presenti in sala, che la cosa migliore è annunciarsi con nome e cognome e testata di appartenenza. Apro alle domande. Fatemi aspetta che ti diamo il microfono al volo. Grazie. Angela Pederiva, il Gazzettino. Una domanda per il Presidente Malagò e se lo ritiene anche per il Ministro Franceschini. Lei, Presidente, in queste settimane ha sottolineato più volte i ritardi accumulati nel cronoprogramma, poi più di recente, nelle ultime ore, ha anche specificato ma c'è stata un'accelerazione da parte del Governo. Vorrei chiederle che cosa resta appunto da fare, se è preoccupato e se il Ministro ritiene, come risponde a questi rilievi. Grazie. Io ho il dovere di far presente che noi abbiamo un master plan che, malgrado strattonature da varie parti, più o meno legittime, è rimasto praticamente inalterato per rispetto innanzitutto alla credibilità del progetto, secondo perché non sarebbe stato giusto far venir meno la fiducia che era stata data da qualche territorio per avere competizioni olimpiche. Cosa è successo? È molto semplice, che
Io ho il dovere, avendo un'interlocuzione costante col CIO quotidiana, anche questa mattina ho passato un'ora e mezza al telefono, peraltro do anche uno spunto che secondo me giornalisticamente può essere interessante. Mi è arrivata poco fa un'agenzia che il presidente Bacche, durante una intervista strepitosa sul più importante giornale tedesco, ha detto: il CIO non può risolvere i problemi del mondo, perché continuano a fare questa domanda sui discorsi relativi al boicottaggio diplomatico. L'ho molto apprezzata, devo dire che dice tutto. È molto semplice, che la costituzione dell'agenzia, che è la parte pubblica, mentre la fondazione, che è il comitato organizzatore degli eventi, è partita con circa 19 mesi rispetto alla data in cui noi abbiamo vinto. E siccome il tempo, diciamo, dell'evento era 6 anni e mezzo dal giugno del 2019, adesso sappiamo bene che c'è stato un passaggio di un governo, sappiamo bene che ci sono state tutta una serie di situazioni di carattere burocratico, però è l'agenzia che praticamente sovrintende alla regia di queste opere, che, come ha detto il Presidente Zaia, è molto chiaro, non è un problema finanziario, perché sono stati, diciamo, assolutamente appostati i fondi, è semplicemente un problema di mettere a terra i progetti. E io ieri ho detto, sono molto felice che siamo finiti anche nel canale, nel corridoio, chiamiamolo così, del DPRR, perché questo aiuta, sotto il profilo temporale, a rispettare. È una corsa contro il tempo, io ho il dovere di dirlo. Tutto qui. Aggiunte sull'argomento, Presidente Ministro? No, io ricordo il dibattito prima dell'Expo 2015, quando stava scritto in generale l'attesa che non ce l'avremmo fatta, ce l'abbiamo fatta bene, sia rispettare i tempi che poi l'evento, quindi sono sicuro che sarà così anche questa volta. Naturalmente dobbiamo impegnarci tutti. Bene, altre domande? Altre domande? Ah no. Bene, vuol dire che ci siamo conformati. Ah, eccoci. Chi è? Vai. No. Ci sarà un film, un corto, un poster, un inno. Che tempistiche vi dà? Ho capito bene, giusto? Sì, quasi bene. Nel senso che il mondo dei corti ne premieremo uno all'anno, ne selezioneremo, poi li premieremo uno all'anno in occasione del Festival del Cinema, 23, 24, 25, e poi faremo il gran finale nel 25. Invece sull'inno ne presenteremo 2 e diventerà uno l'inno ufficiale, e sul poster anche quello ci sarà poi il poster ufficiale. Sui teatri, tanti Sui spettacoli teatri ce ne saranno. E il patrocinio anche lì dipende. Assolutamente, saranno le tempistiche, centinaia. cioè sono le tempistiche. Quello della musica parte adesso, 22, partirà dal 23 quello dei corti, dal 24 quello dei teatri, e poster invece faremo nel 25. Legato anche con il Festival di Sanremo? Certamente. Diciamo che abbiamo un protocollo d'intesa con la RAI e stiamo lavorando per cercare di ripetere il successo dell'anno scorso, quando abbiamo presentato i 2 emblemi a Sanremo. Ora evidentemente spetta all'ente televisivo pubblico poi darci quello spazio. Abbiamo 2 domande da remoto che prego velocissime, perché dobbiamo chiudere in 3-4 minuti. Chiedo scusa, visto che è della RAI, diciamo che il mondo dello sport, il CIO e anche Milano Cortina fanno molto il tifo che la RAI acquisisca i diritti per le Olimpiadi di Pechino e quelle di Parigi, perché sapete che è in atto una trattativa su chi detiene i diritti, e sarebbe una cosa, diciamo, non certo bella, in considerazione che poi ci danno il passaggio di consegna della bandiera in prospettiva. Quindi ci auguriamo che vada a buon fine la trattativa. Bravo. E che non riduca i fondi regionali alle sedi regionali. Ottimo, i 2 colleghi dall'esterno e poi passiamo alla firma del protocollo, perché il Ministro ha un impegno alle ore 13. Via, nome, cognome, testata, se... Ok?
Ti vediamo, non sappiamo chi sei, ma ti vediamo. Vai, Laura Larcan. Laura. Pronto? Laura, ci sei? Oh, come sono belle le cose in presenza. Passiamo a un'altra, poi casomai eventualmente le ridiamo la parola. Grazie. Intanto avverto soprattutto i colleghi dell'area veneta che se hanno delle domande che riguardano il Covid per evitare assalti successivi, alla fine della firma, alla fine della conferenza stampa aggiornamento dopo. Potete rivolgere al Presidente Zaia le vostre domande e a un aggiornamento a proposito. Niente, non vedo nessuno comparire all'orizzonte. Prego per cortesia Livia di... Mi sentite? Pronto? Sì, ti sentiamo ma con ritardo, scusami, ma siamo già alla firma. Ah, perfetto, va bene. Mi Avevo spiace. scritto la domanda in chat, grazie. Manda la domanda in chat e ti daremo una risposta, grazie. Scusami, Ecco, come avete sentito, la conferenza stampa è appena terminata e ora c'è la firma del protocollo da parte di tutti i componenti che vi hanno preso parte. Dunque il Presidente del Veneto Luca Zaia, il Ministro Franceschini, il Presidente Malagò e l'amministratore delegato Novari, che proprio in questo momento sta firmando, ha preso in mano la penna e sta apponendo proprio la sua firma sul protocollo. È un momento decisamente importante questo della firma, perché va a sancire quello che è un progetto che è stato tanto voluto, un progetto che inizialmente è stato definito anche folle da parte del governatore Zaia, proprio perché molto ambizioso, ma che mano a mano poi è riuscito a prendere piede. E se oggi siamo qui in questo momento a parlare di Milano Cortina 2026 e ad apporre queste firme che nel frattempo stiamo continuando a vedere grazie alle riprese di Sandro Ponchio, significa che qualcuno ci ha creduto, significa che il nostro territorio se lo è guadagnato e meritato, proprio come ha detto anche prima il Presidente Malagò, in cui evidenziava quanto in realtà fosse stato difficoltoso anche pensare di poter arrivare a questo progetto, però alla fine poi si è riusciti a portarlo avanti e dunque è stata quasi un'impresa titanica. Ecco, in questo momento stiamo vedendo le tradizionali fotografie di rito, tutti insieme, i 4 componenti con la firma del protocollo in mano, la firma che hanno appena apposto sul protocollo. Eccoli qui tutti insieme, ovviamente sempre tutti con la mascherina come d'obbligo e questo è il momento, diciamo, toccante, più importante, con gli applausi finali. Ecco. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, e ora lasciamo ancora spazio al governatore Zaia. Il governatore Zaia sta per riprendere la parola. Nel frattempo il ministro Franceschini, come era stato annunciato, è dovuto scappare per un impegno importantissimo che aveva alle 13. Avete e quindi necessità ora di fare 2 battute col Ministro? Allora, fate le 2 battute e vi aspetto, dai. Veloci però. Ecco, allora ci accingiamo ad intervistare il ministro Franceschini perché dicevamo appunto ha un impegno importantissimo, dopodiché sentiremo anche che cosa ha da dire il governatore Zaia.
Eccoci qui, vuole fare l'intervista proprio con il leone di San Marco alle spalle. Sono proprio in ritardo, un treno. Faccia lo stesso. Ministro, siamo arrivati a questa giornata, a questa firma di questo importante protocollo. Sembrava una follia all'inizio, invece ci siamo arrivati. Beh, mi pare che il protocollo è l'inizio di un percorso che lavora attorno a un'idea molto intelligente, affiancare alla grande offerta sportiva che avranno le Olimpiadi, anche l'offerta culturale del Paese, un'offerta infinita di patrimonio materiale e immateriale, di musei, di cinema, di teatri, di festival, di eventi, di libri. Quindi questo impegno, insomma, consentirà di fare delle Olimpiadi in Italia un evento veramente unico al mondo. Grazie. Ministro, scusi. Ecco, come dicevamo, il Ministro aveva pochissimo tempo, fortunatamente ha risposto alle nostre domande. Ora ecco, sentiamoci, avviciniamo perché possiamo anche intervistare il Presidente Malagò. Eccoci qui, i tempi sono veramente stretti. La manifestazione non ci organizziamo di realizzare un'opera, è molto importante che io, lo devo dire, debba sensibilizzare, è il mio ruolo, anche perché io ogni giorno parlo col CIO che mi chiede che punto è la situazione e quindi io devo assolutamente ricordare lo stato dell'arte. Diciamo che tutto oggi finalmente è nella giusta direzione, però i tempi siamo proprio al limite. Senta, dopo il tuffo in piscina sta già mettendo la sciolina sugli sci e si prepara così velocemente a Milano Cortina? Parlo tutti i giorni con le atlete, con gli atleti, con i due presidenti di federazione che stanno organizzando al meglio la spedizione di Pechino con la preparazione olimpica. Le Olimpiadi invernali non sono solo l'alpino, ma certo sull'alpino abbiamo grandi aspettative, quindi insomma almeno la sciolina mi sembra che al momento l'hanno indovinata. Non si boicotta però, non si boicotta a Pechino. No, ma questo è importante, anzi va ricordato, questa storia del boicottaggio si fa anche confusione mediatica, cioè non c'entra nulla, non c'entra assolutamente nulla. Il discorso è che poi c'è una manifestazione, qualunque essa sia, scusate se ve lo dico, dal G20 alle Olimpiadi, dall'ONU piuttosto che non le grandi manifestazioni internazionali dove qualche paese decide di non andare perché ha dei problemi con un altro paese, ma questo non significa che la delegazione sportiva, le Olimpiadi, scusate se ve lo dico, sono per le atlete, gli atleti e i tecnici, per i comitati olimpici e per le federazioni internazionali. Cioè, giustamente io ho molto apprezzato stamattina il Presidente del CIO, il mio Presidente, che ha detto: signori, non tirate in ballo il nostro mondo perché noi non possiamo risolvere i problemi del mondo, non c'entra niente, noi dobbiamo semplicemente organizzare la più grande manifestazione sportiva che senza di quella, proprio quegli atleti di cui parlavamo prima, la sciolina, onestamente non esisterebbero e sarebbe un mondo peggiore. Scusi, diceva che eravamo in ritardo per costruzione dell'agenzia, 19 mesi da quando avete vinto la candidatura. Un dato di fatto. Ma questo quanto tempo ce la faremo oppure no? Ma io non gestisco gli appalti, non gestisco le opere, non c'entro nulla, ho solo il dovere, lo farò sistematicamente ogni mese, ogni conferenza stampa racconterò lo stato dell'arte, perché noi pensiamo che a livello sportivo organizzeremo delle Olimpiadi, secondo me, meravigliose, le migliori a livello invernale di sempre. Però c'è una parte che non riguarda noi e che quindi è giusto ricordarlo. Ma guardi che la mia, va sottolineato, è solo un discorso costruttivo, al 100%. Il Ministro è un po' fissato però. Io posso rispondere delle cose che mi riguardano. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, abbiamo sentito al microfono le dichiarazioni del Ministro Franceschini, del Presidente Malagò, ora qui nella sala di Palazzo Grandi Stazioni è rimasto il Presidente Zaia, che ora prenderà la parola per fare il punto sulla situazione. Eccoci qui. Ci siamo Presidente. Eccoci qui. Ci stiamo avvicinando.
Eccoci, preparativi di rito prima dell'inizio di questa, diciamo, seconda parte della conferenza, con il presidente Luca Zaia, che è rimasto qui da solo, non è più in compagnia perché gli altri sono dovuti scappare, i tempi sono strettissimi come dicevamo e gli impegni anche. Ora col Presidente faremo anche il punto con tutta probabilità sulla situazione Covid nella nostra regione, visto che tra l'altro dalla prossima settimana non saremo più in zona bianca ma in zona gialla, come ha dichiarato. Ecco. Per cui, dite se c'è la Milva che è interessata, se no iniziamo. Segato, bravo, spostamici. Ok, intanto un saluto a tutti coloro che sono collegati, un ringraziamento a tutti voi che siete qui oggi. Il bollettino di oggi riporta, non ho i cartelli, però insomma stiamo presto a fare un riassunto, sono 1040 ricoverati in area non critica e 144 in terapia intensiva. Allora vi confermo ancora che siamo quasi all'80% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati. Sentiamo la pressione ospedaliera, però non la viviamo con drammaticità, questo lo voglio dire. Voglio anche aggiungere un altro aspetto, che se noi ci siamo presi la briga anche di fare un paragone rispetto a quello che era la situazione dell'anno scorso. Cosa succede? Devi portare qui il microfono? Ah, quello non serve? Ah, scusami. Grazie. Se no dopo tagliano i fondi regionali alle sedi regionali. E no, dicevo, al di là delle battute, così abbiamo anche, ci ha raggiunto anche Rai, ci siete tutti al completo. Allora volevo dire, noi se raffrontiamo la situazione con l'anno scorso senza vaccini, e la paragoniamo ad oggi, e quindi è una situazione nella quale fra l'altro eravamo anche più contagiati, questo confronto ci dice che oggi abbiamo un terzo dei ricoverati rispetto all'anno scorso, quindi l'azione dei vaccini è innegabile. Mi spiace per coloro che ancora si ostinano a dire che i vaccini non servono e i dati ospedalieri ce lo dimostrano, quasi l'80% in terapia intensiva non vaccinati, ma che ormai rappresentano solo il 14% della popolazione. Tutto ciò premesso, vi dico che stiamo andando avanti bene con le vaccinazioni, perché nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 47.000 vaccini, ma soprattutto vi voglio annunciare, per questo ci tenevo e vi ringrazio di essere qui presenti oggi, che vogliamo fare un saltino in più. I non vaccinati, tra le categorie per le quali è fatto obbligo della vaccinazione, quindi forze di polizia, mondo della scuola eccetera, sono 3.521. Quindi lo scandisco bene, da oggi queste 3.521 persone hanno l'accesso diretto ai centri vaccinali. Qualora decidessero di vaccinarsi non hanno neanche l'inghippo di doversi prenotare. Quindi abbiamo deciso di fare l'apertura, sono 3.521, non sono tanti, perché le categorie, ve lo posso anche dire così, avete anche un dato di, peraltro devo dire anche della buona performance del Veneto rispetto alle vaccinazioni anche di queste categorie. Se avete un attimo di pazienza ve lo dico. Allora, perdonatemi, ecco qua. Allora, eccoci qua. Le categorie ad oggi. Le categorie carabinieri, vi do i dati così sapete, almeno una dose, cioè che hanno fatto comunque il loro percorso vaccinale intrapreso, 92,60%, Guardia di Finanza 93,20%, personale carcerario 86,80%, quindi Guardia di Finanza 93,20%, carceri 86,80%, Polizia di Stato 90,20%, Polizia penitenziaria, prima era personale carcerario, Polizia penitenziaria 90,60%, scusate,
Vigili del fuoco 85,10, personale scolastico, e qui spezzo una lancia nei confronti di chi fa continuamente polemiche contro il personale scolastico, io ve l'avevo già detto in tempi non sospetti, 98,31. In totale, signori, mancano all'appello 3.521 persone, che non sono un'enormità, che se decidessero di fare un accesso rapido da questo istante a stasera le vacciniamo tutte, perché sono l'8% della nostra capacità vaccinale media quotidiana. Questo ve lo volevo dire perché è un servizio che si vuol dare, visto e considerato che da oggi sono obbligatorie le vaccinazioni per queste categorie. E proseguiamo sul fronte delle vaccinazioni e delle dosi booster, però volevo darvi un altro dato, che alle 12 di oggi abbiamo 18.029 under 12 che si sono prenotati. Vi ricordo che la popolazione vaccinabile under 12 è di 300.000, ad oggi sono 18.029. Anche qui ricordo nuovamente che la prenotazione può essere fatta solo nel momento in cui si è compiuto il 5° anno di età, cioè non si fa preventivamente come per gli adulti, ma proprio per evitare bug informatici e casini con i programmi. Tu compi 5 anni, la mamma e papà ti prenotano la vaccinazione, che sarà breve, cioè non è che viene rilanciata a mesi. E si continua su questo fronte. C'è un ritardo in una consegna dei vaccini, c'è un lieve ritardo, io spero che sia solo un pneumatico forato, una roba del genere, insomma l'uso delle catene in qualche passo, ma che arrivino i vaccini, nel senso che noi abbiamo bisogno di vaccini, perché vi ricordo che stiamo vaccinando, oggi noi siamo a una velocità di crociera che è sostanzialmente quella massima mediamente che abbiamo ottenuto nelle migliori giornate di giugno-luglio di quest'anno, perché siamo ancora nel 2021. Infine chiudo, ma chi è che fa tutto sto casino? Bisogna farsi auguri a Natale. Potete chiedere di stare zitti? Prego. I 3.521 sono persone che non hanno ancora avuto neanche la prenotazione, quindi sono sostanzialmente la popolazione eleggibile a un'eventuale vaccinazione se decidessero di sottoporsi. No, sto parlando di prima dose, stiamo parlando di categorie per la prima dose. E prima vi ho detto invece i dati che sono riferiti ad almeno una dose, ma la quasi totalità anche la seconda dose, se volete vi do anche la terza dose di tutte le categorie. Vi stavo dicendo, ho perso il filo perché chiacchieravano, e abbiamo il tema dei vaccini, quindi c'è questo tema, ci è arrivata la notizia che sembra che ci sia un po' di ritardo nell'arrivo dei vaccini, però noi siamo oggi a una performance di vaccinazione che è degna delle migliori giornate del 2021. Questo ci permette verosimilmente di andare a aggredire quei 2 milioni di vaccinabili entro il 31 dicembre. Non arriveremo a 2 milioni, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno a 1,5 milioni su 2 milioni. E del resto il problema della terza dose, vi ricordate che io ho iniziato a luglio a dire se bisogna farla diteci subito di sì, perché avremmo recuperato un sacco di vaccinazioni nel frattempo. Io non aggiungerei altro, anzi vi ringrazio per la cortesia, ma volevo dirvi queste 2 o 3 cose che ritengo importanti per i cittadini. Prego Marco. No, ad oggi no, stiamo facendo un controllo. Considerate che l'attacco hacker che abbiamo subito alla 6 a Padova non è stata una passeggiata e non lo è tuttora una passeggiata. Cioè ne siamo usciti con le ossa rotte. Quindi ci scusiamo con i cittadini, anche se non è colpa nostra, perché magari in TV o nei vostri giornali l'attacco hacker, qualcuno dice cosa è sta roba? Si sono dimenticati di accendere il contatore. No, l'attacco hacker è una roba seria che noi abbiamo onestamente anche voluto non comunicare nelle prime ore, evitando di dare pubblicità a sti lazzaroni. La verità è che non sappiamo chi siano, ma questa volta sono veramente entrati nei gangli del cervellone. No, e io annuncio anche, come vi ho già detto, a noi non venite a chiederci riscatti, perché non vi diamo soldi, niente bitcoin e altre menate del genere, quindi perdete tempo con noi.
Non ve li diamo, non possiamo darveli e non vogliamo pagare i riscatti per avere indietro le chiavi dei nostri sistemi informatici. Abbiamo sistemato i software, abbiamo riassettato tutto, però ovviamente c'è adesso del tempo da recuperare. Pensate solo alle ricette dematerializzate e tutta quella povera gente che si è ritrovata che il medico prescriveva, andavano in farmacia e non trovavano più niente. Quindi di disguidi ce ne sono stati tanti. Non abbiamo oggi notizia, la stiamo verificando, di clonazioni di Green Pass o Super Green Pass e comunque qualora ci fosse la identifichiamo con velocità. Però vi ricordo che questo è un sistema nazionale, quindi si tratterà anche di capire se hanno trovato, che chiavi hanno trovato eventualmente per entrare. Prego. Non vi è arrivata nessuna rivendicazione? No. Neanche la Befana non ci ha scritto, nessuno. E l'altra cosa, rispetto a quello che adesso sta creando polemica, cioè il fatto che chi è Novax non può, viaggiare fondamentalmente. Vabbè, ma neanche quel tampone. Questo è il tema di decisioni nazionali che rientrano in un piano di sanità pubblica. Io non aggiungo altro, diciamo che la vaccinazione è gratuita, è un'opportunità per tutti i cittadini, tutti noi siamo figli di piani di sanità pubblica, le nostre mamme e i nostri papà ci hanno accompagnato alle vaccinazioni. Questo vaccino, io lo dico a beneficio di chi ha paura, mi rendo conto che chi ideologicamente è contro il vaccino rispetto alle sue idee non aggiungo altro, nel senso che siamo in un paese libero, ma chi ha paura è al limite tra decidere di farlo o non farlo. Voglio ricordare che questa, fra virgolette, tecnologia, no? Questa modalità di produrre vaccini viene mutuata dal fatto che quei vaccini saranno i farmaci che circoleranno dal cancro da qui non nei prossimi 100 anni, da qui ai prossimi mesi, visto considerato che ad esempio la tipologia, la modalità di utilizzare l'RNA messaggero oggi è già certificata per il melanoma, tanto per dire, quindi ci andremo a vaccinare per il melanoma piuttosto che per altre patologie, diciamo, oncologiche. Quindi se qualcuno dice dal punto di vista formale io l'RNA messaggero non me lo faccio, sappia che nei prossimi mesi, nei prossimi anni troverà sempre di più farmaci che utilizzano questa, diciamo, nuova tecnologia, diciamo, nuova via di cura, che è ovviamente frutto di ricerche scientifiche, come lo è stato il giorno che hanno scoperto la penicillina, e qualcuno direbbe una muffa, mi no voglio. Altro? Prego. Buongiorno, piacere, Francesco Topari per la Nuova Venezia. Sì, prego. L'impegno, lo sforzo della Regione Veneto per completare la campagna di immunizzazione è evidente. Quanto questo può incidere sulla proroga del decreto Super Green Pass e dello stato d'emergenza? Allora, lo stato d'emergenza è stato prorogato al 31 marzo. Come vi avevo anticipato l'altro giorno, mi aveva fatto forse l'Angela la domanda, 2 giorni fa vi ho detto: guardate, ogni volta che scade lo stato d'emergenza c'è sempre il tormentone, ma è d'accordo o non è d'accordo? Valutiamo la situazione e guardiamo in faccia la realtà, siamo in fase emergenziale, punto. E quindi abbiamo necessità di muoverci ancora in un terreno di battaglia che è quello della fase emergenziale. Detto questo, si sta procedendo bene con le vaccinazioni. Veneto ha superato l'86% e io immagino, spero che nel giro, vorrei dire per fine anno, di arrivare al 90% se fossimo così bravi. Devo anche dire che le prime dosi stanno aumentando, abbiamo triplicato le prime dosi rispetto a un mese fa, quindi siamo sulle 3.000 prime dosi nelle giornate migliori, contro le 900, 1.000, 1.100 di un mese fa. Dall'altro c'è da dire che la pressione ospedaliera ci preoccupa, perché? Perché comunque crea fibrillazione nel sistema. Questi sono pazienti complicati. Se avete modo di... per Natale intervistatene qualcuno che vi spiega che vita fa un paziente Covid in ospedale. Team di cura intensiva e quindi team molto professionali. Allora noi abbiamo da un lato circa 300 terapie intensive vuoto per pieno che dobbiamo avere sempre occupate per altri pazienti, interventi chirurgici generali, trapianti,
traumi stradali, quindi incidenti stradali, ictus e altro. Poi abbiamo questo piccolo panettone che cresce dei pazienti Covid che sono ipercomplicati e che oggi è arrivato a 144, quindi 300 più 144 fanno già 444 terapie intensive. Noi ne abbiamo 1000, ma non si può sposare l'adagio di dire ma attivatele tutte 1000 così abbiamo risolto il problema, non vi preoccupate più di tirare freno a mano. Il problema è che attivate le terapie intensive in qualsiasi regione vuol dire condizionare e orientare tutta l'attività sanitaria sulle terapie intensive, perché i team di terapia intensiva non sono proprio dei team, diciamo, anonimi, prevedono professionalità, quindi non è che mancano le terapie intensive, è che fatto 100 il personale, fra l'altro in questa ondata, è bene ricordarlo, il personale fa vaccinazioni, 47.000 al giorno, tamponi, 130.000, 140.000 al giorno, poi abbiamo questo 1180 pazienti in ospedale Covid e poi tutti gli altri pazienti. Quindi se dovessimo pensare a una congiuntura astrale negativa perfetta è questa, perché abbiamo con lo stesso contingente di personale dell'anno scorso abbiamo quadruplicato le attività. E guardate che 140.000 tamponi al giorno, adesso tutte le sere facciamo diffondere la tabellina, l'avete vista? Vi rendete conto il lavoro ciclopico che fa il Veneto? Cioè, quando voi, vi dico solo per esercizio, quando vedete 148.000 tamponi il Veneto, 2,9 o 2,8 la percentuale, il numero di positivi su 100.000 abitanti, e poi vedete una regione che ha gli stessi abitanti nostri e ha il 4,50 di positività ma con 40.000 tamponi, voi dovete fare 4, 8, 12, quasi 16, cioè prendete quel 4,8% di positività lo moltiplicate per 4, perché a parità di tamponi, se voi uniformate il numero di tamponi, ci sono regioni veramente che sono andate fuori per fuori con la positività sui tamponi. Quindi vuol dire che siamo in piena ondata. Se non ci fossero i vaccini, ditelo ai cittadini, oggi saremmo tutto chiuso, sarebbe tutto chiuso, perché forse non ci siamo resi conto. Cioè con l'incidenza di oggi che ha il 400 su 100.000 abitanti, terapie intensive e tutto, noi saremmo chiusi se non ci fossero stati i vaccini. Cioè zona rossa. Il ministro Speranza introduce l'obbligo di tampone per chi già vaccinato rientra dalla Comunità Europea in Italia. L'Europa non la prende bene. Non la prende bene perché poi si può spiegare il vaccinato si fa 3 dosi e deve ritamponarsi. Allora, il vaccino non è la barriera corazzata attraverso la quale nessun proiettile, anche quello più importante, non passa. Il vaccino è un'ottima barriera, però noi sappiamo che il vaccinato può essere comunque vettore. Quindi il vaccinato ad esempio ha 6,8 volte di meno la possibilità di infettarsi, ma è altrettanto vero che se si infetta ha 8,2 volte la possibilità in meno di ricoverarsi, di farsi ricoverare, il che vuol dire che il vaccinato potrebbe essere semplicemente un trasportatore di carica virale da un individuo all'altro e non essere assolutamente sintomatico. Quindi il vaccino fa il suo mestiere, ti protegge, non ti dà grosse evidenze cliniche, c'è uno studio ieri che diceva che abbassa di 16 volte la malattia grave nel vaccinato con la terza dose, però ciò non toglie che possa, pur avendo il vaccino un effetto sterilizzante come si definisce, ciò non toglie che molti vaccinati possono tranquillamente essere dei portatori sani, definiamoli così. Quindi io non ci vedo nulla di trascendentale che si faccia il tampone. Guardate, lo si fa. Si introduce una corsia preferenziale per il non vaccinato che fa 2 giorni di isolamento quando rientra e un tampone un po' più particolare. Poi però vi faccio punti d'oro perché dico vieni a vaccinarti quando vuoi. Ah, quello è un altro tema. No, voglio dire, sta creando nella popolazione che ha rispettato le regole dalla A alla Z e mi si dice anche magari che si faranno il quarto vaccino, non fa una piega. Poi però mi si complica sempre di più la vita a lui rispetto agli altri. Sì, questa è la ricaduta, purtroppo questa è la ricaduta. Ma sentite, guardate, in Veneto, parlo del dato del Veneto, noi abbiamo 620.000 persone che non si sono ancora vaccinate.
Cioè, avete presente quanto è una provincia del Veneto? È come se le mettessimo tutte insieme una provincia tipo, non so, adesso cioè Treviso ne ha 800.000, insomma una media provincia del Veneto. Cioè, capite che sono un contesto nel quale comunque la diffusione del virus avviene. A queste persone noi veramente l'unica cosa che possiamo dire: vaccinatevi, perché poi finisce che diventa sempre più alta la tensione tra vaccinati e non vaccinati. Bisogna correre. Dobbiamo correre, abbiamo due grandi opere, la variante di Longarone che è finanziata e la variante di Cortina che è finanziata, sono 600 milioni di euro già finanziati e quelle sono due opere che comunque devono vedere la luce. Longarone sicuramente la vedrà fino in fondo, Cortina ho qualche dubbio che arrivi proprio fino alla fine, però verrà impostata e quindi lì abbiamo una certezza. Sulle opere poi sportive non si discute, cioè le Olimpiadi senza le piste e gli impianti non sono presentabili, non sono praticabili. Sul bob noi andiamo avanti, la prossima settimana il 21 avrete qua la federazione che viene a spiegare tutto quello che è Bob Italia, Bob Mondo e quello che abbiamo intenzione di fare con la nuova pista di bob, che sarà meno impattante, più corta, e sarà una pista di bob che sarà l'unica paralimpica, quindi sapete che la disciplina paralimpica entra nelle Olimpiadi, quindi saremo anche titolati a fare questo, e poi ovviamente sarà una pista di bob che si candiderà a tutti gli eventi internazionali. Ridurla a dire che ci sono pochi praticanti è come dire che nell'altopiano di Asiago, quando avevamo l'Olimpionico Fabris, chiudiamo tutto perché ce n'è uno solo che sa pattinare. Insomma, vi ricordo che la pista di bob di Cortina Eugenio Monti è la più vecchia al mondo, 1928. Posto ragazzi? Buon lavoro? Dimmi. Le indagini della polizia postale che hanno scoperto in varie regioni d'Italia, tra cui il Veneto, acquisti di Green Pass falsi da parte... Ho appena detto prima. No, scusa, vabbè, ma commento che le forze di polizia, gli inquirenti fanno sempre un gran lavoro, come i tribunali. Il problema è uno solo, che il Parlamento deve dare leggi sempre più severe, perché sennò finisce che gran parte di queste attività poi finiscono in nulla, perché poi le pene sono irrisorie. Ma non ho ancora fatto il conto, eravamo 13,78 l'altro ieri di occupazione dell'area non critica, verosimilmente nelle prossime ore è probabile che si passi. La variante Omicron, guardate, oggettivamente oggi noi la dobbiamo interpretare come ancora un problema di informazione, no? Perché ricordo la variante Delta, la variante inglese, cioè arrivava prima la fama di queste varianti e poi l'effetto clinico l'abbiamo visto, insomma siamo riusciti a gestirlo. Vedo che i nostri Omicron che abbiamo in Veneto, pauci sintomatici, asintomatici, abbiamo una signora che abbiamo trattato con monoclonali, ma una signora anziana, con morbidità, insomma tutta un'altra storia, la gestiamo anche questa. Dopodiché è anche vero che sulla proteina spike, tutti gli innesti che ha, sembra che il vaccino riesca ancora a fare fronte anche su questo. Vi ricordo che lo zooprofilattico abbiamo dato l'incarico di testare con virus vivo, quindi fanno un lavoro anche a rischio, l'efficacia del vaccino sull'Omicron, visto che adesso abbiamo il virus, cioè abbiamo la variante in casa, ce la siamo portata al zooprofilattico e la lavoriamo in vivo, quindi non col virus ammazzato, ma quindi con la virulenza che ha. Il Veneto è un po' circondato da Austria, Germania, Slovenia, insomma l'esplosione di contagi. Qualche misura prevedibile non si viaggia ancora? No, evitare gli assembramenti. All'aperto e al chiuso bisogna evitare gli assembramenti e arieggiare i locali. Fateli i pranzi a casa, a Natale, l'ultimo dell'anno, ma arieggiate i locali. Se poi potete, io lo dico, so che gli scienziati sono tutti agitati quando dico ste robe, ma bisogna essere pratici, si va a comprare, se potete, un test anche rapido, è sempre meglio che non farlo. Mi mettete un po' di amici, sono 5, 6, 7 euro a testa,
e si fa sto test in casa, per quanto sgangherato possa essere, comunque se c'è uno che mette carica virale lo becca. Magari non beccherà chi è agli inizi, quindi a pochi CT, no? A poche amplificazioni, però anche questo può servire e con il virus non si scherza. Grazie, basta per oggi. Buon lavoro. Ecco, avete sentito dunque anche le dichiarazioni del Presidente Zaia, anzi il punto quotidiano ormai sta diventando proprio come era mesi e mesi fa sul Covid, e le tante notizie con i numeri che ha dato, compresi quelli delle prenotazioni per i vaccini per i bambini, che ricordiamo partiranno dal 16 dicembre, poi ancora l'appello a chi non si è vaccinato nemmeno con una prima dose, dicendo che c'è la priorità, che si potrà accedere senza prenotazione, e poi tutto quello che riguarda l'importanza dei vaccini, senza cui in questo momento saremo praticamente in zona rossa, sarebbe tutto chiuso. Questo in sintesi quanto detto dal governatore poco fa, e questo dopo la conferenza stampa per quanto riguarda il progetto Milano Cortina 2026 e l'importantissima firma del protocollo. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio qui da Palazzo Grandi Stazione a Venezia. Ilaria, grazie, davvero grazie a te e a Sandro Ponchio per questo lungo collegamento, tantissimi gli spunti. Avete visto la presentazione di questo importante programma culturale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026, tante le iniziative ma forte anche il grido d'allarme di Giovanni Malagò perché si faccia presto. Il tema è quello delle infrastrutture che servono per portare poi le persone fisicamente nelle terre alte, così sono state definite più volte nel corso della conferenza stampa, una partita di diverse centinaia di milioni di euro, sicuramente una partita miliardaria. Questo sul fronte dei Giochi Olimpici, perché bisogna guardare oltre la pandemia che comunque c'è, con i dati di giornata, e nelle 24 ore si sono superati i 1000 ricoveri in area non critica, ed è una soglia che ovviamente va attenzionata. Non c'è ancora un allarme vero e proprio ospedaliero, ha detto il governatore Zaia, ma questo ovviamente, questo trend fa scivolare il Veneto inesorabilmente verso la zona gialla a partire da lunedì prossimo, e questo nel giorno in cui scatta l'obbligo vaccinale per numerose categorie, insegnanti, forze dell'ordine e quant'altro. Il tempo per darvi solo due notizie. Questa è una foto molto significativa che arriva da Pordenone, perché l'ospedale di Pordenone questa mattina è stato teatro di un vero e proprio attacco Novax. Qui vedete gli uomini della questura di Pordenone con un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, agenti che hanno sventato proprio questa mattina molto presto l'occupazione della direzione sanitaria dell'ospedale civile da parte di alcune decine di esponenti Novax che sono in corso di identificazione. La Digos ha intercettato la notte scorsa alcuni messaggi che invitavano simpatizzanti Novax a presentarsi davanti all'ospedale per sostenere il personale sanitario sospeso dal servizio in occasione, come vi dicevo, dell'entrata in vigore da oggi dell'obbligo vaccinale per alcune categorie. Il questore Marco Odorisio ha disposto così servizi di sicurezza. Una storia ovviamente che sta facendo discutere, perché parliamo veramente di una manifestazione non autorizzata e anche dai dettagli particolarmente inquietanti. Di tutt'altro tenore, e ci lasciamo così per il momento, la storia che arriva da Valdobbiadene. Anche queste sono immagini davvero significative. Adesso tento di mostrarvele, si sta sbloccando solo un attimo davvero, perché questa mattina, eccolo qua, vi mostro due video. Ecco, questo è il primo, un attimo solo, eccolo.
Un cervo maschio giovane in piazza a Valdobbiadene, ecco, che sta entrando ed è entrato poi negli uffici comunali. Vi mostro anche quest'altro video del cervo all'interno degli uffici, eccolo qua. Sono immagini davvero particolari, divertenti, però appunto diciamo che ha creato parecchio scompiglio questo animale all'interno del municipio. Poco fa ho sentito il sindaco Luciano Fregonese per avere conferma della notizia di queste immagini, perché inizialmente sembrava una fake news, no? E dobbiamo stare attenti soprattutto in questo periodo. Vediamo se ho altre immagini. Eccolo, questo è un primo piano dell'animale che poi si è in qualche modo calmato. In questi minuti, mi riferisce sempre il sindaco, è in corso la cattura dell'animale da parte della polizia provinciale, della polizia venatoria, con tutte le accortezze del caso, perché appunto nessuno si faccia male e lo stesso animale possa essere tratto in sicurezza. Allora, per il momento è tutto. Questa è la cronaca di giornata, ma noi rientriamo in studio fra poco con la CGIL per fare il punto dello sciopero generale che scatterà domani. Centinaia e centinaia i lavoratori, migliaia i lavoratori mobilitati anche nel Veneto. Poi faremo il punto anche di un settore in continua evoluzione come quello edile. Come sempre le telefonate saranno aperte, con noi ci saranno Sara Pasqualina della segreteria organizzativa della CGIL di Treviso e Veronica Gallina, che è invece segretaria generale della Fillea, sempre della Camera del Lavoro di Treviso. Vi ringrazio, per il momento è tutto. Ringrazio dalla regia Alessia Bravini, Italo Morao e Mattia Pizzaia. Ci ritroviamo subito dopo il meteo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Ancora alta pressione sull'Italia, prosegue dunque la parentesi di tempo stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 15 dicembre. Sul Veneto inizialmente foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli prealpine, estese e localmente persistenti, altrove tanto sole. Qualità dell'aria progressivamente in deterioramento. Il fenomeno dell'inversione termica e l'assenza di vento e di precipitazioni infatti provocano un accumulo degli agenti inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Diamo uno sguardo alle temperature, minime tra -4 e 2 gradi, massime sui 5-10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un tempo decisamente buono, con ampio soleggiamento dappertutto e cielo sereno. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qualche addensamento sui settori più settentrionali della regione, altrove poche nubi sparse. Temperature minime intorno allo 0, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in onda, di nuovo in diretta per approfondire i temi del lavoro con la CGIL. Con noi Sara Pasqualina della segreteria organizzativa della Camera del Lavoro trevigiana. Buongiorno Pasqualina. Qui in studio con me invece Veronica Gallina, che è segretaria generale della Fillea CGIL, sempre di Treviso. Buongiorno.
Due i fronti oggi, uno di attualità, di grande attualità, lo sciopero generale, il secondo fronte è quello di un settore in continua evoluzione di cui sentiamo tanto parlare in questo periodo per il costo delle materie prime, per tutta la questione del super bonus e dei vari bonus, che è il settore dell'edilizia. Cercheremo di fare il punto delle tante iniziative che ci sono a tutela dei lavoratori, in particolare quelle messe in atto dalla cassa edile, uno strumento molto importante che forse ancora si conosce troppo poco, e quindi con Veronica Gallina metteremo in fila un po' di questioni molto interessanti e che riguardano di fatto migliaia di lavoratori, non solo nella Marca trevigiana ma in tutto il Veneto. Ma cominciamo dallo sciopero generale. Sara Pasqualin, perché domani si sciopera? Partiamo da qui. Sì, domani siamo in sciopero e ovviamente ci sarà una manifestazione a Milano. Siamo la CGIL e la UIL. E noi stiamo facendo da ormai 15 giorni tutta una serie di assemblee. In realtà la discussione nei posti di lavoro è iniziata ancora mesi fa, nel senso che da quando c'è stata la discussione con il governo sulla piattaforma che abbiamo presentato unitariamente come CGIL, CISL e UIL, e su quella che è oggi la legge di bilancio, come ogni fine anno, insomma, che il governo vara e che deve varare in questi giorni. Ci sono un sacco di problemi, nel senso che quello che noi abbiamo sempre detto e quella che il supporto che abbiamo tentato di portare facendo fare al governo dei determinati ragionamenti, in primis una riforma fiscale che sia efficiente e che dia maggiore reddito alle fasce più deboli. Poi la riforma previdenziale che va fatta, perché comunque la legge Fornero ha creato tutta una serie di squilibri, e tutta una serie di altre questioni che sono sul piatto, come anche i piani industriali per le aziende in difficoltà, la ripartenza dovuta anche all'emergenza della pandemia e la necessità di intervenire sui giovani, sulle donne. Insomma, ci sono tutta una serie di punti che da mesi stiamo discutendo con questo governo, che ad oggi comunque non sta dando le risposte necessarie, e quindi c'è l'esigenza di dare un segnale forte e di portare i lavoratori in piazza. Qui ovviamente vediamo delle immagini di archivio relative a manifestazioni dell'epoca pre-pandemia, perché di fatto si manifesta, e questa forse è la prima grande manifestazione sindacale nell'epoca della pandemia, Pasqualino, quindi saranno prese anche delle misure di sicurezza, immagino. Beh, ovviamente noi agiamo nell'ottica della sicurezza per le persone che porteremo in piazza, ma anche per la situazione, perché ovviamente il Covid non è passato, lo abbiamo sempre detto. È ovvio che non si può sempre stare zitti, nel senso che abbiamo l'esigenza veramente di dare un segnale, e quindi abbiamo deciso di prenderci anche la responsabilità di fare una scelta del genere, fermo restando che c'è da parte nostra tutta l'intenzione che la manifestazione come gli scioperi abbiano tutte le norme e garantiscono appunto la sicurezza dei lavoratori e delle persone che mobiliteremo. C'è la necessità appunto di fare un intervento, ma noi per un atto di responsabilità che abbiamo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, perché è vero che la pandemia ha creato una situazione, un po' una bolla di sapone, lo abbiamo detto anche in tante occasioni, però questa bolla di sapone non può comunque far prendere delle decisioni che vanno a non dare praticamente delle risposte, nel senso che ad oggi alcune norme, alcune regole che sono state messe appunto anche nella legge di bilancio che si ha intenzione di portare avanti vanno a discapito delle fasce più deboli, lasciano indietro tutta una serie di soggetti che sono già in difficoltà e con dei lavori precari, e quindi noi pensiamo che si debba intervenire proprio nell'ottica di potenziare e soprattutto di investire in questo Paese. Ecco, voi dite di fatto che si tratta di una manovra iniqua, la legge di bilancio e i provvedimenti messi in campo non danno risposte sufficienti, 100 euro all'anno ai redditi da 30.000 euro,
euro, 700 i redditi di 50.000, 150 euro all'anno i redditi di 10.000 euro, 270 i redditi di 100.000. Poi ci sono anche dei grafici. Ecco, questo grafico che cosa rappresenta nello specifico, Pasqualin? Beh, intanto io ci tengo a sottolineare che questi sono i dati che ci vengono dati dal Ministero dell'Economia e della Finanza, quindi non è che la CGIL si sia messa a fare calcoli su dati che sono non concreti e non reali. E questi dati ci dicono che gli interventi che verranno fatti soprattutto sulla riforma fiscale non andranno ed è quello che è uno dei motivi principali per i quali domani anche scioperiamo, che le risposte non vengono date ai fasci di reddito più deboli, perché i numeri lo dicono, anche insomma penso che sia abbastanza intuibile. Se arrivano 100 euro in tasca ai redditi che hanno sui 30.000 euro, non possono arrivare ovviamente 700 euro a quelli con 50.000, cioè c'è una sproporzione che è pazzesca e soprattutto lo sappiamo tutti, insomma i redditi da sostenere sono quelli deboli, sono le fasce deboli. Poi questo dal punto di vista della riforma fiscale, poi c'è la riforma ancora al di là da venire degli ammortizzatori sociali e ancora tutto il tema delle pensioni. Voi dite qua stiamo ritornando di fatto alla legge Fornero. E poi un altro aspetto che state sottolineando è che l'80% delle nuove assunzioni sono con contratti precari, quindi sì, c'è questa crescita del secondo semestre, qualcuno la definisce un semplice rimbalzo, si vede anche in termini occupazionali, ma è un'occupazione precaria. Sì, nel senso che allora, è ovvio che in questo momento qua gli interventi da fare principalmente sono nel mondo del lavoro. Giustamente c'è la necessità di dare delle stabilità soprattutto ai giovani e alle donne, insomma, che sono quelli con contratto più precario. Poi i numeri ci dicono che sono quelli che hanno anche subito forse maggiormente gli effetti della pandemia e del fermo economico che c'è stato. Poi appunto gli ammortizzatori sociali, perché noi è una legge che comunque è una riforma che va fatta principalmente per dare supporto alle aziende, perché hanno comunque dovuto attraversare tutta una serie di difficoltà e gli ammortizzatori sociali oggi servono trasversalmente per tutte le realtà industriali. C'è il pezzo delle pensioni che non è per niente piccolo, perché anche lì, noi l'abbiamo sempre detto, 41 anni di contributi versati sono più che sufficienti, insomma, soprattutto per determinate tipologie anche di lavoro che bisognerebbe intervenire anche per i lavori gravosi. Quindi insomma sicuramente gli argomenti sono tantissimi, la discussione è ancora molto ampia e noi l'abbiamo tentata di fare, nel senso che sono mesi che si sta cercando con questo governo di trovare delle modalità di condivisione di determinati ragionamenti, però siamo anche ben consapevoli che la legge di bilancio va chiusa entro fine anno e ad oggi i punti siamo molto ben distanti da quello che è il punto di incontro. E da qui appunto lo sciopero generale. Tra l'altro un dialogo che c'è stato fra parti sociali e governo in alcune occasioni, in ultima battuta quello sullo smart working, lì è stato trovato un accordo, quindi diciamo che il fronte si è spaccato proprio su questi temi molto concreti che lei sta elencando, Pasqualin. Quindi riepilogando, un fisco più giusto, chiedete poi che si possa andare in pensione a 62 anni o con 41 anni di contributi e un lavoro stabile. Un ultimo appunto mi sentirei di fare con lei in vista di questo sciopero generale, che riguarda il capitolo delle delocalizzazioni. Lo stiamo vedendo in questi giorni con la fase drammatica che sta vivendo la Speedline di Santa Maria di Sala, 600 passa lavoratori a rischio, lo abbiamo visto nei mesi scorsi con l'Ideal Standard di Trichiana e soprattutto con l'ACC di Borgo Valbelluna, di Villa di Mel. Anche lì parliamo di circa 800-900 lavoratori in ballo, senza considerare l'indotto nel cuore della Valbelluna. Quindi diciamo anche questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione in maniera un po' più forte da parte del governo. C'è un rischio potente di un ritorno alla delocalizzazione selvaggia.
Questo è un po' quello che negli anni abbiamo sempre chiesto, nel senso un investimento strutturale su dei piani industriali che vadano ad innovare e a garantire degli investimenti anche di ditte esterne nel nostro paese. Insomma, la delocalizzazione l'abbiamo vissuta tanti anni fa, insomma, con grandi realtà. In un momento in cui anche economicamente forse qualcosa siamo riusciti a salvaguardare garantendo dei posti di lavoro e cercando di... C'era una struttura economica, una struttura del nostro paese forse anche capace di riassorbire. Oggi le difficoltà sono molto più elevate rispetto a quelle di anni indietro e dopo ribadiamo il concetto: se non ci sono investimenti, se non c'è una progettualità, se non ci sono dei piani industriali, è molto complicato che le aziende rimangano nel nostro territorio e soprattutto quando arrivano bisogna essere chiari su anche gli investimenti che vengono fatti, perché non è neanche corretto che un'azienda venga qui e dopo nell'arco di pochi anni trasferisca da un'altra parte per questioni di costo del lavoro. Quello che vediamo noi è una delocalizzazione che si sposta nell'ambito dell'Europa. La discussione va fatta sicuramente all'interno dell'Europa, va fatta poi anche con contesti appunto nei quali le risorse che vengono date e la professionalità dei lavoratori deve essere difesa in primis dalla politica e da un piano che venga condiviso. E che la Camera del Lavoro si stia mobilitando in queste ore lo dimostrano anche dei video che state diffondendo sui social con degli appelli a partecipare in massa a questo sciopero generale. Cominciamo da queste testimonianze. Io sciopero non tanto per me quanto per i giovani e soprattutto per mio figlio, perché con il governo che non sta mettendo niente, non sta facendo niente, lui non potrà avere neanche l'opportunità di comprarsi neanche un'auto, per dire. E giovedì 16 sciopero perché i tagli alle tasse devono andare ai redditi bassi e non ai ricchi. Basta lavoro precario per i giovani, 41 anni di contributi per andare in pensione bastano. 110 miliardi all'anno di evasione. Oh ragazzi, andiamo in casa. Invito tutti i dipendenti al sciopero del 16 dicembre. Io sciopero perché sono le fasce più deboli a dover essere aiutate di più. Ecco, questi i messaggi di alcuni delegati della CGIL di Treviso che invitano per l'appunto allo sciopero di domani. Immagino che anche lei, Veronica Gallina, come segretaria della filea CGIL di Treviso, faccia altrettanto. E perché e che senso ha nel suo settore, che è quello in particolare dell'edilizia? Dunque, noi siamo interessati con i nostri lavoratori, i nostri delegati, in prima linea da queste richieste, perché chiaramente i nostri settori sono quello dell'edilizia, quello del legno arredo, dei materiali da costruzione in generale, e per molti aspetti sono lavori che sono lavori considerati pesanti, ancorché non riconosciuti del tutto. Però sono fasce di lavoratori e di popolazione che soffrono per la difficoltà di restare al lavoro e specialmente di dover restare al lavoro specialmente in un ponteggio o in un cantiere edile dove i rischi sono tantissimi. Ce lo dice l'INAIL e poi in provincia di Treviso abbiamo un grandissimo problema che riguarda appunto la permanenza nel settore di persone che sono anziane di fatto e che rischiano di più di incontrare la grave vicenda dell'infortunio nella loro prestazione. C'è anche questo aspetto e quest'anno lo abbiamo visto in tanti, forse troppi casi di incidenti sul lavoro con esiti anche mortali. Abbiamo parlato tante volte, troppe volte. Sì, tantissime volte, e noi siamo in prima linea anche qua su questo tema perché vogliamo intanto sensibilizzare sul problema, perché se ne parla troppo poco in maniera emergenziale. Tra noi con i nostri lavoratori facciamo sempre presente l'importanza della cultura della prevenzione e della sicurezza, in primis per noi lavoratori e poi in seconda battuta chiaramente è importante intervenire per quella che è la sicurezza in generale nel lavoro.
E la parte che spetta alle imprese e alle aziende è una grande parte, anche perché si verifica il fatto che anche in provincia di Treviso ci sono aziende e imprese che investono da anni nella sicurezza, nella prevenzione, nella formazione dei lavoratori e queste hanno chiaramente molti meno problemi, molti meno situazioni di difficoltà. Chi invece nel tempo ancora non ha capito l'importanza di questo investimento, perché è un investimento poi che a lungo termine dà i suoi frutti sicuramente, si ritrova con casi di infortunio, ma anche non mortali, ma ce ne sono tantissimi comunque che creano delle menomazioni al lavoratore, ma poi anche al lavoro dell'impresa. E diciamo che è un fenomeno molto complesso questo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Lei dice incide il fattore anagrafico, è chiaro che una persona anziana può avere maggiori problemi e maggiori rischi, c'è poi il tema anche dei ritmi di lavoro. In questo periodo con l'esplosione anche dei bonus c'è un brulicare di cantieri su tutto il territorio. Sì, questo è tantissimo, è un fenomeno tantissimo evidente e è una cosa che riscontriamo già da 2 anni a questa parte, specificamente per la provincia di Treviso, perché già prima con i bonus precedenti che riguardavano i bonus energetici c'era un fiorire di numeri, di aperture di cantieri nuovi, di assunzioni e quant'altro. Chiaramente questo sempre nell'ottica di dire l'investimento delle imprese nella prevenzione fa sì che il lavoro vada avanti spedito, senza intoppi, e poi invece ci sono blocchi nei cantieri invece dove purtroppo si sono riscontrati casi di infortunio. Ora ci sono tutti gli strumenti in provincia di Treviso ma anche a livello nazionale per quanto riguarda il settore edile in maniera specifica per far sì che la cultura della sicurezza sia per i lavoratori, che purtroppo alcune volte anche noi lavoratori dipendenti diamo per scontate alcune situazioni perché le conosciamo molto bene, perché il lavoro è ripetitivo, per cui abbiamo una confidenza molto ampia magari con il luogo di lavoro, con il macchinario, con il cantiere, e a volte magari si rischia proprio per la fretta di fare le lavorazioni e completarle, certo, di dare per scontato alcuni passaggi che ci vengono quasi, che consideriamo quasi automatici, ma al di là di questo che sta nella natura umana non ci sono scusanti e noi come CGIL l'abbiamo riferito e l'abbiamo discusso in tutte le sedi possibili, sia negli incontri anche con i prefetti, negli incontri con gli enti ispettivi, ma anche negli incontri con le imprese, perché ad esempio nel settore edile esiste uno specifico ente che si occupa di formazione per la sicurezza. Fra l'altro questo ente, che è il CPT, che è nella scuola edile di Treviso, come in tutte le scuole edili delle province del Veneto, si occupa anche di fare le visite in cantiere. Ora, noi sosteniamo da sempre che l'ottica del conflitto, diciamo così, non ci porta a molto. Il conflitto si innescherà eventualmente poi quando certo, ci sarà il problema, purtroppo a danno del lavoratore, ma la prevenzione è la cosa migliore per tutti. Pertanto usufruire degli strumenti che esistono in maniera molto anche veloce da innescare, da attuare, questi strumenti qua ci permettono per esempio di chiamare i tecnici del CPT in cantiere, lo possono fare le imprese, lo possono fare anche i lavoratori, e oltre a vedere quali sono gli strumenti e le situazioni presenti nel cantiere, cosa c'è da migliorare, si può usufruire di questi incontri in maniera preventiva per approfondire quali sono le misure di sicurezza pratiche nel cantiere. Questo quindi in un'ottica per l'appunto preventiva prima di attivare il tutto a danno fatto. Esatto. Questo è il discorso, ed è una delle tante iniziative messe in campo dal mondo edile e anche da un dialogo
comunque costante tra le varie parti, parte datoriale, Certo. parte sociali e ovviamente mondo della scuola e della formazione, che è fondamentale, lo diciamo sempre. È una delle tante iniziative, perché poi il settore edile ha una sua cassa che eroga determinati servizi. Partiamo proprio da qui, dalle assistenze messe in campo dalla cassa edile. Cominciamo proprio dalla BC. Che cos'è la cassa edile? Intanto a voi telespettatori ricordo che potete intervenire, il numero che vedete, che è sempre il nostro numero di riferimento, 0422 1628 332. Dunque, la cassa edile è un ente bilaterale che rappresenta lavoratori e imprese edili, all'interno del quale si discute quali sono i modi migliori per impiegare i fondi del settore per dare assistenza ai lavoratori e per dare prestazioni alle imprese. Quindi è un ente mutualistico, di mutuo aiuto, è nato tanti anni fa, in tutta Italia ci sono, per rispondere alle esigenze dei lavoratori nel mondo edile che un tempo specialmente scontavano la difficoltà di avere una continuità lavorativa all'interno dello stesso anno. I cantieri finivano dopo alcuni mesi, per cui i lavoratori si ritrovavano senza nessuna paracadute, nessuna protezione nemmeno economica, e mutualisticamente sono nate le prime casse edili per rispondere a queste esigenze economiche. Le prestazioni che le casse edili erogano sono di tantissime tipologie e sono molto importanti perché danno un'integrazione economica ai lavoratori, a quella che è la retribuzione contrattuale. Pertanto la differenza tra un lavoratore edile e un lavoratore magari di un altro settore che non ha un ente bilaterale contrattuale, stanno nel fatto appunto che ha delle integrazioni economiche per la sua vita quotidiana e quella della sua famiglia. Per le imprese, d'altro canto, ci sono delle provvidenze economiche per, ad esempio, favorire la partecipazione a corsi di formazione non solo sulla sicurezza, perché i nostri enti edili erogano anche corsi professionalizzanti di formazione continua, e nel nostro settore che sta vivendo dei grandissimi cambiamenti, si parla di tecnologie, di modalità diverse di progettare proprio il cantiere, di gestire il cantiere, di materiali innovativi, ma soprattutto la grande sfida che ci troviamo ad affrontare e che ci porteremo avanti per tanto tempo, e non solo a livello italiano, è quella che riguarda la gestione ambientale, perché sempre di più sono premiate le gestioni virtuose da questo punto di vista, che fanno sì che dall'inizio della progettazione fino alla chiusura di un cantiere, ma anche alla fine del prodotto edificio, si debba prevedere già ora quello che sarà allora. Quindi quando l'edificio viene progettato, sempre più è necessario che si decida e si stabilisca quali saranno i costi del suo futuro smaltimento. Questo non solo per una chiara forma di rispetto nei confronti della collettività tutta, ma molto più praticamente per il fatto che la possibilità di ottenere finanziamenti a bandi anche europei e non solo, sia per lavori pubblici che privati, è sempre e sarà sempre di più condizionata al far capire ai committenti e alla comunità qual è il costo effettivo dell'opera. Chiarissimo. Allora io mostrerei questa immagine, questo format, no? Questa è la domanda di assistenza della Edilcassa Veneto. Con questa domanda di assistenza, che poi appunto i telespettatori, i lavoratori edili possono trovare anche online, ma comunque è di facile, si trova facilmente, insomma, a quali servizi si accede? Allora, questa è la domanda di assistenza che è indirizzata ai lavoratori del settore artigiano. Pertanto i lavoratori in provincia di Treviso, in tutto il Veneto, che hanno un contratto artigiano dell'edilizia, hanno la possibilità di chiedere queste assistenze. Lo fanno attraverso la cassa edile
che si chiama Edilcassa Veneto, che è la cassa edile artigiana, e lo possono fare online attraverso il sito, ma possono rivolgersi, se hanno necessità di chiarimenti, anche al Sindacato Unitario delle Costruzioni, dove CGIL, CISL e UIL attraverso i propri sportelli territoriali possono fornire informazioni e chiarimenti. A che cosa ha diritto il lavoratore del settore edile artigiano? Per esempio la cassa edile può erogare ai giovani che entrano nel settore edile ma poi che permangono anche nel tempo nel settore edile un premio di permanenza nel settore per incentivare e favorire appunto il rinnovamento, il passaggio generazionale all'interno dei cantieri tra giovani e anziani. E su questo noi abbiamo fatto anche dei contratti, degli accordi a livello nazionale e anche regionale per fare tutta una serie di passaggi che favorisca questo aspetto, perché abbiamo a cuore il lavoro dell'edilizia e pensiamo che vada sostenuto anche nel suo ringiovanimento. E i lavoratori possono chiedere fino a un premio di 250 euro nel caso di primo ingresso nel settore e in caso di permanenza nel settore, quindi per chi rimane nel settore ma non ha ancora compiuto 35 anni, può chiedere alla cassa edile un premio di 500 euro. Quindi delle belle cifre che vanno chiaramente al di là di quella che è la paga che proviene dall'impresa e che aiutano anche il lavoratore a affiancarsi e conoscere quelle che è la cassa edile, perché purtroppo ancora molte persone non conoscono queste assistenze. Diciamo una sorta di benvenuto. Esatto, proprio la parola giusta. A questo si aggiunge poi la possibilità per le famiglie di contribuire a quelle che sono le spese per lo studio, e anche qua è evidente l'intento e la finalità mutualistica della cassa, cioè fare in modo che i figli dei lavoratori edili e che le famiglie siano agevolate nelle loro spese per poter far proseguire quindi delle vere e proprie borse di studio. Delle borse di studio, esattamente. Abbiamo nel caso del lavoratore artigiano 300 euro per il nido, per esempio, che è una spesa sempre molto ampia per le nostre famiglie, ma ad esempio per le scuole medie è un contributo annuale di 200 euro, fino ad andare a 350 per le superiori. E poi possono essere chiaramente, non sono vincolati, possono essere utilizzati sia per le spese dei libri piuttosto che per le spese dei trasporti o quant'altro, e andiamo a corrispondere a chi frequenta l'università annualmente un contributo di 500 euro. Annualmente? Sì. Pertanto molto semplicemente i lavoratori non fanno altro che chiedere l'attestazione dell'iscrizione agli istituti scolastici, che è un attestato in carta semplice e gratuito, e si rivolgono alle casse per fare questa richiesta e hanno ogni anno questa assistenza. Sono delle belle entrate. Assolutamente. Più volte con Pasqualin parliamo di bilateralità, la bilateralità Pasqualin questa sconosciuta, però qua parliamo di iniziative concrete, di risorse vere. Sì, no, di fatto la bilateralità è quella che porta oggi nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici i ritorni economici abbastanza immediati, anche perché sono enti che sono nel nostro territorio e che quindi cercano di dare delle risposte alle esigenze che poi esistono di fatto sul serio, tipo la cassa edile è da anni che ha sviluppato tutta una serie di forme vere e proprie di assistenza ai lavoratori, proprio per l'esigenza anche dei lavoratori del settore che si trovano principalmente a spostarsi di cantiere in cantiere e che quindi hanno anche esigenze poi di essere coperti dal punto di vista sanitario, piuttosto dal punto di vista della scuola, come diceva Veronica giustamente prima, insomma tutta una serie di attività. La bilateralità è quella che oggi anche nell'artigianato dà più sussidi nei momenti difficili della pandemia, è quella che esiste in quasi tutti i settori, anche in agricoltura e in altri settori importanti del nostro territorio, ed è quella che, come dicevo, fortunatamente da qualche ridistribuisce parte del reddito a questi lavoratori che sono le fasce deboli che
che noi domani vorremmo andare a difendere appunto in piazza. Ecco, lei Pasqualin parlava di prestazioni in ambito sanitario e di assistenza. Anche questo è un punto ovviamente affrontato dalla cassa edile. In che termini, Veronica? Dunque, questo è un aspetto molto importante. Fra l'altro in edilizia abbiamo raggiunto un accordo dopo tanti anni che noi del sindacato chiedevamo questa cosa. Oggi come oggi, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, gli edili trovano la risposta attraverso le casse edili con il Fondo Sanitario Nazionale che si chiama Sanedil. Mentre prima c'erano delle risposte a livello territoriale, bilaterale, oggi in tutta Italia un lavoratore dell'edilizia che faccia parte di un contratto dell'artigianato edile piuttosto che dell'industria edile o delle cooperative ha diritto ad accedere a questo fondo nazionale. Questo risponde anche a una caratteristica proprio del nostro settore per la quale i lavoratori in precedenza si rivolgevano alle singole casse territoriali, ma essendo i lavoratori del nostro settore mobili, nel senso che il cantiere può essere in altre regioni anche per lunghi periodi, facevano versamenti in territori diversi e quindi poi andavano a ricongiungere i dati per chiedere delle prestazioni. E comunque le prestazioni a livello territoriale non sono certo quelle che possono essere date a livello nazionale. Oggi siamo arrivati a questo, Sanedil è per tutti i lavoratori dell'edilizia, pertanto a che cosa risponde il Fondo Sanitario Edile? La prima cosa è questa, l'esigenza a cui risponde è quella di fare prevenzione. Quante volte noi lavoratori dipendenti per vari motivi, a partire da quello economico, dei costi, non andiamo a fare degli esami di controllo, quelli che sono i classici periodici esami che i medici di base ci consiglierebbero di fare, gli esami del sangue ogni tot, le mammografie ogni tot, piuttosto che il pap test per l'uomo, tanti altri tipi di esami. Spesso purtroppo si rinuncia, si rimanda, perché? Perché abbiamo altre spese, poi nel nostro settore fino a 8 anni fa c'era una crisi allucinante, fallimenti concordati, chiusure di imprese edili ad ogni piè sospinto e ancora per tanti lavoratori scontiamo una situazione economica difficoltosa. Adesso cominciamo un po' a migliorare. Quindi noi abbiamo detto a livello nazionale e territoriale, provinciale, non si può rimandare la salute e per i nostri lavoratori esistono dei piani di prevenzione appositi per i quali, e ci tengo a sottolineare un fatto che molto spesso viene dimenticato, tutti i lavoratori devono ricordare che per poter accedere a queste prestazioni devono avere copia o fotocopia o una foto di quella che è la prestazione del medico, la vecchia ricetta, diciamo, l'indicazione del medico di base di andare a fare una visita di controllo di prevenzione. Successivamente effettuano la visita, pagano il ticket, lo conservano e per tutte le visite che sono di prevenzione, quelle che elencavo prima, pap test, esami del sangue, mammografie, il ticket è rimborsato praticamente al 100%. Quindi il lavoratore presenta questa richiesta, quindi l'indicazione del medico curante di fare questa prestazione, il ticket che il lavoratore ha pagato o il familiare del lavoratore ha pagato presso la struttura ospedaliera pubblica e la cassa edile gli rimborsa praticamente il 100%. Questo vale solo per le strutture pubbliche o anche ci sono delle strutture private convenzionate? Allora, essenzialmente la risposta che le casse edili vogliono dare è quella della prevenzione, pertanto è chiaro che le visite di prevenzione, gli esami diagnostici di prevenzione normalmente si fanno all'interno di un circuito pubblico ospedaliero. Pertanto è questo che per questo si è voluto rispondere al 100% praticamente per questo tipo di visite. Poi il fondo si occupa anche di fornire una serie di strutture, di nominativi di strutture che sono convenzionate per poter dare una serie di prestazioni che altrimenti magari sarebbero un po' particolari e quindi è più difficile magari
reperirle proprio per delle specificità. Diciamo che comunque l'obiettivo è quello di coprire il range di tutta la diagnostica sostanzialmente. Quello sostanzialmente sì, quindi non ci sono campi scoperti. No, ecco. il lavoratore non è giusto che debba rinunciare per una questione economica alla prevenzione. Allora, abbiamo ancora tanti temi da affrontare, però adesso andrei in pubblicità. Prima però vi mostrerei un altro video di appelli in vista dello sciopero di domani. Poi la pubblicità. Vediamo. Io sciopero perché loro abbiano una stabilità lavorativa nel loro futuro. Il 16 dicembre io sciopero contro questa legge di bilancio. E ci metto del mio. Voi non rimanete zitti e buoni. 100 euro i redditi di 30.000 euro, 700 euro ai redditi di 50.000 euro. Con la mascherina, ma io vado in piazza. Una mobilitazione che deve far capire alla politica che senza una base sociale solida e competitiva, tutti i nodi prima o poi verranno a galla. Aderisco allo sciopero perché sono un po' stanca di essere sposata con il lavoro e non poter fare progetti per il futuro. Di nuovo in studio per affrontare i nodi del lavoro con la CGIL di Treviso, e questo a poche ore dallo sciopero generale proclamato per domani e che vedrà centinaia di lavoratori delegati della marca trevigiana a Milano, appunto per dire di no sostanzialmente alla riforma, alla legge di bilancio che il governo ha approvato e che ora si trova alle Camere. Ma non stiamo parlando solo di questo, ma anche del settore edile, un settore in rapida evoluzione che quest'anno ha conosciuto, in questi ultimi anni ha conosciuto una, possiamo chiamarlo, Veronica Gallina, segretario della Filea CGIL, possiamo chiamarlo un momento di sollievo rispetto al crollo degli anni scorsi? C'è stata una ripresa? Sicuramente sì, di sollievo sì, perché lavoro ce n'è molto. Diciamo che le innovazioni anche normative, oltre a quelle del super bonus, quindi le richieste che il settore anche dal punto di vista normativo fa alle imprese trainano questa ripresa. Quindi diciamo che l'aspetto è positivo perché le imprese si trovano a dover rispondere a esigenze nuove del mercato e dei consumatori e quindi si mettono in gioco. Questo favorirà chiaramente una selezione anche del più bravo, del più formato, del più innovativo, quindi per questo aspetto è molto positivo. Quindi diciamo che dopo gli anni bui che abbiamo raccontato, che ben conosciamo, il settore edile in qualche modo è ripartito, complici anche questa stagione di bonus. Poi certo, anche questo edile è un settore che sta cambiando pelle, vuoi la svolta green, l'ecosostenibilità, tutto il settore delle manutenzioni e quant'altro. Prima lo abbiamo affrontato in maniera tangenziale, ma adesso ci ritorniamo sulla questione del prepensionamento per gli operai edili. Ecco, qui vediamo proprio un vostro volantino, una vostra comunicazione. Sì. Fondo prepensionamento per gli operai edili, di che cosa si tratta? Dunque, questo è un fondo che a livello nazionale si occupa di favorire l'accesso al pensionamento in maniera anticipata rispetto a quello che sarà il pensionamento vero e proprio standard attraverso l'INPS, per i lavoratori dell'edilizia di tutte le tipologie di contratti. Anche qui le casse edili sono state fondamentali, hanno creato questo contenitore che cosa fa? Accompagna i lavoratori che sono vicini alla pensione, però non ancora al momento preciso della pensione, e quindi in particolar modo se si ritrovano ad aver perso il lavoro perché il lavoro molto spesso è frammentario e precario, magari hanno un contratto a termine, finisce il lavoro
e non hanno sicurezza della possibile continuità, anche perché appunto hanno un'età avanzata. In questi casi il Fondo nazionale si occupa di andare incontro a queste situazioni e addirittura in casi specifici che vanno chiaramente molto analizzati per ogni singola persona, per la storia di versamenti contributivi della singola persona, però in alcune situazioni può anche andare a offrire al singolo lavoratore che fa richiesta attraverso la cassa edile del suo territorio. Poi le casse edili attingono al Fondo nazionale in una modalità di reciprocità. Però per fare un esempio può avere 12 mesi di integrazione al reddito per il fatto che ad esempio appunto ha perso il lavoro, accompagnati da altri 12 mesi di contribuzione volontaria nel caso in cui l'INPS lo abbia autorizzato per eseguire volontariamente i versamenti. Quindi voi capite che questa provvidenza è assolutamente importante perché cambia la vita di lavoratori e famiglie che si trovano in queste situazioni. In altri casi può aiutare il lavoratore con un contributo mensile per agevolarlo nei versamenti volontari dei contributi, perché appunto si ritrova a non poterli più versare effettivamente in maniera come fosse ancora un lavoratore dipendente, e questo contributo che gli dà il Fondo di prepensionamento edile nazionale è fino a 24 mesi. Ora voi capite che grande differenza fa questa cosa. Purtroppo questa possibilità non è molto conosciuta ancora, nonostante il fatto che noi come sindacato chiaramente facciamo di tutto per divulgarla. Le casse edili stanno facendo da tempo un'opera di comunicazione, volantini, messaggi, mail, però diciamo fatica un po' a imporsi. Esatto, per cui noi ci teniamo molto a farla presente. Chiaramente i casi vanno analizzati in maniera concreta, ognuno per la propria situazione, verificare tutta la situazione contributiva pregressa, per cui chi non l'avesse ancora fatto, magari mancano 5 anni al pensionamento, magari per vari motivi ho fatto una verifica solo 4 anni fa, poi non ho più verificato. Tanto vale fare un check. Cogliamo l'occasione, perché se sono un lavoratore che può rientrare all'interno di queste fattispecie, posso avere diritto a chiedere queste provvidenze economiche. Quindi non è solamente un prepensionamento tout court, ma c'è anche la possibilità di coprire eventuali vuoti contributivi, il che in un settore ad alto tasso di stagionalità non è affare da poco. Quindi per qualsiasi informazione, lo diciamo ai nostri telespettatori, ci sono gli sportelli della filea CGIL sparsi sul territorio per la marca trevigiana, Treviso, Mogliano, Villorba, Roncade e tanti altri, insomma, da Ponte di Piave a Godega di Sant'Urbano. Quindi voi rispondete sempre a queste richieste. Insomma, parliamo di un lavoro usurante, forse il lavoro usurante per antonomasia per certi versi. Assolutamente, diciamo di sì, è l'icona che rappresenta un po' le difficoltà concrete del lavoro, sia per l'ambiente in cui si lavora, al caldo e al freddo, al pericolo del ponteggio delle altezze, in macchinari complessi, ma anche lo sforzo fisico, la ripetitività del lavoro. E anche qua vi invitiamo i lavoratori che magari non hanno avuto modo fino ad oggi per vari motivi di verificare la loro situazione anche per quanto riguarda eventuali percentuali di invalidità o punti di invalidità, perché anche in questo le casse edili vi possono venire incontro, perché nel caso in cui abbiate dei buchi contributivi, vi manchi poco per la pensione, magari abbiate anche una situazione di possibili problematiche relative a un'invalidità o una malattia professionale, fate le verifiche con gli enti preposti, oppure anche potete rivolgervi ai nostri patronati presso la CGIL per esempio, oppure venire nei nostri sportelli territoriali. Ripeto, siamo in tutte i più grandi comuni della provincia per informarvi in modo che non perdiate delle possibilità. Il servizio è capillare. Ultimissima domanda, anche di questo se ne parla poco ma è uno strumento importante, è quello della congruità in edilizia. Che cos'è questo strumento della congruità in edilizia? Allora, sostanzialmente è una
uno strumento normativo che risponde alle richieste fatte da tanto tempo da parte del sindacato a livello nazionale, ma anche rispondono anche a un'esigenza delle imprese. Quali imprese? Quelle che investono, quelle che fanno le cose in sicurezza, quelle che ci tengono ad avere il proprio personale dipendente con loro nel tempo e quindi investono anche nella formazione. La congruità è quello strumento che fa sì che quando si fa un lavoro in edilizia si vada a fare le comunicazioni a quelle che sono le casse edili e poi gli enti INPS e INAIL riguardo ai lavori che andiamo ad eseguire, specificando quella che è la percentuale dei costi della manodopera, dei lavoratori all'interno del lavoro globale, del costo globale del costruire un edificio piuttosto che un'opera, un'infrastruttura. Ora, sembra quasi una cosa scontata. Non è così in edilizia, perché tra appalti, subappalti, il fatto stesso che il lavoro nei cantieri sia parcellizzato, sia diffuso nel territorio, lo rende chiaramente diverso da quello che è il classico lavoro all'interno della fabbrica. Pertanto il fatto di andare a specificare qual è il costo della manodopera per fare un edificio di 4 piani in maniera chiara e incontrovertibile, primo mi dà come impresa l'accesso a tutta una serie di possibilità di prendere il lavoro stesso, perché avrò un DURC positivo e quindi mi potrò presentare nelle varie gare che vorrò affrontare, ma anche con la clientela presento sempre in una mia situazione specchiata. Ma in seconda battuta quello che spesso non si considera è il fatto che comunque anche per le agevolazioni fiscali, chiaramente se io sono un'impresa che è congrua, cioè è realistica nel pagare quello che è la manodopera del lavoro dipendente, il giusto costo rispetto a quello che è il costo totale dell'opera, e lo comunico in maniera corretta e ottengo la certificazione, diciamo così, su questo è un passepartout per tantissime altre cose. È uno strumento di garanzia sostanzialmente, esatto, anche lei, sulla bontà. Per lei, ma anche per tutto il resto dei settori economici. Fra l'altro, se il lavoro è fatto con e viene dichiarata e comprovata la congruità dell'incidenza del lavoro, della manodopera nel costo dell'opera totale, avrò anche la possibilità di ottenere le asseverazioni. E quindi è un ulteriore tassello, il 110 famoso di cui è giusto che io possa in premessa. Altrimenti è chiaro che sto facendo delle cose che non pagare correttamente i lavoratori o denunciare 4 dipendenti per fare un edificio di 4 piani quando ce ne vorrebbero magari 15, è chiaro che non va bene e non va bene per la sicurezza. Allora, grazie per questa panoramica su un settore importante come quello dell'edilizia. Pasqualin, ultimo appello ai lavoratori in vista dello sciopero di domani. Che cosa si sente di dire? Posti in corriera ce ne abbiamo ancora se qualcuno vuole aggiungersi, nel senso che siamo pronti per andare a Milano, ma la cosa che io ci tengo di più a sottolineare è il fatto che veramente venga dato un segnale dai lavoratori di adesione allo sciopero, perché stiamo difendendo veramente le richieste basilari che sono state fatte dalle 3 organizzazioni sindacali. Dopodiché, lo avete visto, noi abbiamo usato in questi giorni dei video che sono montati proprio dai nostri delegati, dei nostri iscritti, che se la sono sentita di mandare il loro messaggio, perché effettivamente per l'ennesimo anno consecutivo si è voluto guardare da un'altra parte, da altre esigenze. Ora noi pensiamo sia giunto il momento di fare degli interventi strutturali, delle riforme efficienti e soprattutto che si guardi la realtà e questa politica inizi veramente
ad avere più attenzione per quelle che sono le esigenze del nostro paese, perché l'Italia ha necessità di fare investimenti, ha necessità di avere risorse e non possiamo perdere l'occasione che tutte le risorse che stanno arrivando, che sono arrivate, vengano buttate da altre parti, devono essere investite nel territorio, nel mondo del lavoro e soprattutto nelle famiglie che stanno sostenendo da anni questo paese. Pasqualin, grazie davvero, grazie quindi a Sara Pasqualin della segreteria organizzativa della CGIL di Treviso. Ringrazio anche per la presenza qui in studio Veronica Gallina, segretaria generale della Filea CGIL sempre di Treviso, e per il momento è tutto. Ringrazio dalla regia Italo Morao, Alessia Bravin e Mattia Pizzaia. È tutto, ci ritroviamo alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Buon proseguimento di giornata. Grazie.